Ok. Ci dovremmo essere, tecnicamente. Vediamo un po' se è partita. Allora. Penso di sì. Ok, è partita. Perfetto. Mamma mia. Allora, innanzitutto mi scuso per il mio stato, purtroppo, ma ragazzi, sto veramente a pezzi. Sto veramente a pezzi, spero non sia Covid. Me lo auguro, ma fisicamente sto veramente a pezzi. Buonasera Massimo, buonasera a te e a tutti quelli che sono in ascolto. Come state? Spero che almeno voi state bene, almeno voi. Io no de certo, però spero che almeno voi sì. Buonasera Nico. Ragazzi, oggi non c'ho avuto manco la decenza di mettermi qualcosa addosso, sto col pigiama sotto, proprio interesse zero, però avevo voglia di fare questa live, nonostante tutto. Ciao Stefano, ciao a tutti. Tra l'altro non dovrei essere solo oggi, ci dovrebbe essere qualche ospite, probabilmente, quindi vediamo un po'. Andrea, tocchi subito uno dei tasti dolenti, cambiare rotta. Io inizierei a cambiare allenatore e sfruttare la sosta. Oddio, potenzialmente potresti aver ragione, ma io ti pongo, il quesito che faccio a tutti: siamo sicuri che cambiando l'allenatore la situazione cambi? Io Stefano non sono raffreddato, ma ho un mal di ossa che tu non hai idea. Un mal di ossa che tu non hai idea. Spero non sia Covid, me lo auguro. Anche perché non me lo so preso in 3 anni, mo' dopi adesso anche no. Ciao Massi, ho una rabbia per questa situazione che c'è nel Cagliari. Non solo tu sei arrabbiato Massi, te lo assicuro. Ciao Christian. Esatto Stefano. Secondo me sarebbe quello il primo gradino da fare per poter cambiare le cose. Sicuramente anche Liverani ha le sue colpe, ci mancherebbe. Però boh. Grande te Roberto. Il ninja a gennaio, un guerriero servirebbe come il pane. Oddio, un Nainggolan io non lo scartavo in Serie A, figuriamoci in Serie B, però non illudiamoci che con l'arrivo di Nainggolan possa cambiare qualcosa. Secondo me, eh. La sosta sarebbe perfetta per un cambio in panca, ma temo proprio che non avverrà. Come al solito vabbè, Giulini o fa le cose troppo presto, esonero semplici, o troppo tardi, esonero Mazzarri. Ehm, Potenzialmente ti posso dare ragione, io però non direi che l'esonero di Semplici è stato troppo affrettato. Nel senso, io rimango tuttora convinto del fatto che Semplici dovesse essere esonerato una volta raggiunta la salvezza. Scusatemi. Una volta raggiunta la salvezza, perché continuo a pensare che più che merito di Semplici sia stato merito del Benevento. Nel senso, è il Benevento che si è suicidato piuttosto a un Cagliari che abbia effettivamente meritato la permanenza in Serie A. Quindi gli è stata data fiducia perché comunque era riuscito a salvare il Cagliari, però non bisognava continuare con lui sostanzialmente, quindi non lo definirei un esonero affrettato, ecco. Mentre Mazzarri e Di Francesco, quelli sì, sono stati esoneri tardivi. Esatto, bisogna cambiare anche soprattutto il presidente.
Anche se è ovvio che non sia solo colpa sua, ma bisogna dare una scossa, ci stiamo assopendo. Nico, e io è lì che voglio portare un po' tutti al mio ragionamento. Nel senso, secondo me è palese il fatto che ormai l'allenatore, per carità, abbia delle colpe, okay, però bisogna vedere anche in che margini, sta lavorando. Quindi quello che ti voglio dire è non mi ricordo perché è entrato un bell'uomo e lo sto fissando. Ragazzi, guardate quanto è bello. Ciao amici, ma troppo gentile. Anzi, Sei ti ben chiedo scusa perché ti ho fatto dimenticare ciò che stavi dicendo. No vabbè, ma tanto lo avrei fatto a prescinde, cioè non mi ricordo un cazzo, quindi. Come stai, Come Pie? no? Ma io un po' stanco, dai, tu. Io sperando di non averci il Covid. Minchia. Sto a pezzetti, sto. Mamma mia, Eh, sto morendo, ti giuro. ma secondo me basta che non ci pensi. Cioè, fregate, fai altro. Ah sì, È tanto non c tutto qua, è tutta una convinzione. no, no, ma infatti i reni non stanno a chiedere asilo politico, no, no. Sto benissimo. Aiuto, minchia, mi dispiace. Allora, qua le domande bella. Questa Ecco, sarebbe di che poetica. stavate parlando? Cosa mi son Stiamo perso? parlando un po' de Giulini, sai com'è, diciamo un trend topic, poi anche un po' di Mm. Liverani. Beh, oddio, di che altro vuoi parlare? Quello è, quello Però è. qua in questa domanda c'è una novità. Esatto. Secondo me non succede. È ovvio che non succede, ma perché Cellino l'ha fatto per dei buoni motivi comunque. Sì. Bisognerebbe fare non lo so, che tipo un tifoso incontra Giulini e si fa automenare, cioè così succede un casino giudiziario anche lì, che bisognerebbe costruirla come cosa, il contesto. Ma eh. io so dell'idea che proprio Cellino non ci virrebbe mai più a Cagliari perché, cioè, se n'è andato dicendo: "Mi rimpiangerete". Quindi E oddio, tanto aveva ragione o no? sì, 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 vabbè, ma guarda, a Cellino gli si può di' tutto tranne che non sia stupido, cioè Beh, beh. sapeva a chi avrebbe venduto il Cagliari e sapeva che sarebbe andata a finì così. Intanto sì, hai ragione Nico, però io so dell'idea che proprio Semplici non andasse rinnovato fin da subito, poi è ovvio che se lo fai continuare, poi esonerarlo dopo 3 giornate ha un po' dell'assurdo. Tra l'altro speriamo che oggi non te venga a citofonà nessuno, Pie. No, a quanto pare è in ferie È il in tizio. ferie, meno male. Oh, un commento molto proletario. Ogni calciomercato speriamo sempre che le cose cambino, ma puntualmente veniamo presi per il culo dal pelato interista. Questi sono i commenti che ci piacciono. Certo. Tra l'altro, ciao Checco che fomento. Checco Eh, ci fa una domanda dopo che è bellissima. Allora, se arriva Carli come tra virgolette "nuovo direttore sportivo", mi taglio una palla. mamma mia, che tristezza, saremmo veramente, cioè io a quel punto spererei davvero di fallire. Sì. Esatto, infatti io poi ti voglio portare a quella domanda, proprio a quella Addio, domanda. Tanto buonasera Roberto, ciao Roby. Giulini si dimetterà sì o no? Secondo me per il momento no, per il momento no. Se non gli arriva un'offerta in soldoni, quando mai si dimette? Eh. Questa è la domanda che ti faccio anche a te Pietro, secondo te andiamo in C quest'anno? Ma sai che, visto le circostanze, quasi quasi ci spero.
Io ci spero solo se poi porti ad una cessione da parte di Giulini, che come tra l'altro ci siamo detti sotto al commento. Sì, sì, rimane quella la storia lì. Quasi quasi spero, cioè in questo momento desidererei di essere giornalista solo per fare questa domanda a Giulini. Mi scusi, ma Mh. lei se andassimo in C se li metterebbe? E diventerebbe la speranza di tutti. Sì, ma a quel punto vedi tutte le partite perse a tavolino perché i giocatori non si presentano, perché i tifosi non li fanno entrare allo stadio, cioè che spettacolo. Proprio come sta succedendo a Genova sponda Sampdoria, il Cagliari sta facendo la stessa identica cosa. Mm. Minchia, li Ah, hanno chiusi dentro lo stadio, tipo. eh, l'ambiente certe volte dovrebbe un po' però Eh, come hai detto anche tu, ma perché a Genova protestano seriamente e qua non si muove mezzo dito, se non contestazioni con cori che ci stanno, ma sono considerate fino a pagina 2. Cosa c'è secondo te che blocca il tifoso dal contestare? Cossu in società. Mm, È l'unica cosa che secondo me potrebbe spiegà un po' il freno a mano tirato della tifoseria organizzata, mm. perché se non è Cossu in società, allora c'è un problema molto, molto più grande. Mm. No, Spero, ma togliendo gli Scovols, Mh-mh. che ok, magari hanno questa cosa con Kosu e ci sta, in effetti hai dato un'ottima chiave di lettura, ma anche il tifoso normale che si rompe le palle, cioè non ci sarà un tifoso matto in culo che va lì, si barrica davanti allo stadio e gente che lo segue. Guarda, se io fossi in Sardegna lo farei tranquillamente, guarda. Il problema è che io non ci sono, come non c'è la maggior parte dei tifosi del Cagliari ormai. Non ce stai manco più te. Al limite delegavo a te la questione, però non ce stai Eh, più. triste, Eh, triste, sì. molto triste. Tra l'altro Roberto, Sabatini non sarebbe mai venuto a Cagliari. Mai, mai. Hai un carattere totalmente incompatibile con Eh, Giulini. Assolutamente no. Oh, questa è una frase bella che secondo me anche Pietro condivide. Ma tu, tra l'altro, hai fatto un video iconico verso la fine del campionato scorso, Sì, mi sembra, in cui dicevi il Cagliari è morto. E hai sì, messo sì, la foto della tomba. sì, Cioè, il sì, sì, Cagliari è ormai morto da tempo, per valori, per tutta una serie di cose. Cioè, il Cagliari a cui stiamo assistendo in questo periodo è un Cagliari che sta sopravvivendo per inerzia come se fosse in coma. esatto. Non, non è il Cagliari. No, ma nella maniera più totale. Intanto grazie mille Roberto, grazie mille per i complimenti. Io Antonio, guarda, ti direi no. A parte che non sono uno che ama tanto le minestre riscaldate e poi torneremo su la minestra più riscaldata che a quanto pare tornerà a gennaio. Però no, no perché comunque ai tempi io rimpiango adesso Cellino, ma ai tempi sono stato il primo a volerlo vedere via da Cagliari, quindi diciamo che non un Cellino e un Giulini messi insieme non riescono comunque a fa un anzi lo farebbero, perché uno de calcio ne capisce e l'altro ne capisce di marketing. Però no, Beh, non so oddio, vai te anche Pie a metterli d'accordo. Cioè, sono due personalità completamente diverse. sì, Mm. Cioè, poi Cellino è un oddio, che poi ti personaggio. dico? Non so se hai notato anche tu sta cosa, che sia Giulini che Cellino, anche se in modi diversi, ma entrambi hanno manie di protagonismo. Perché anche Cellino era il primo che faceva pressione. Vedi la differenza con Giulini? Cellino faceva pressione psicologica sulla società e sui giocatori. Giulini invece lo fa nel pratico proprio. Non so se hai notato anche tu sta cosa, che entrambi comunque vogliono sempre manovrare. Sì, però secondo me Cellino
c'ha il fatto che quando lo faceva lui, lo faceva proprio a cazzo duro perché si vedeva che gli piaceva. Cioè era comunque spontaneo nel suo comandare. Giulini non so che cazzo c'abbia, è diversa la questione. Potenzialmente hai ragione tu, nel senso che comunque sono tutte e 2 persone a cui piace comunque manovrare un po' il tutto, però se devo preferì una delle 2 per come lo faceva, 1000 volte Cellino, anche perché mi faceva ride proprio come persona, era un personaggio. Vero. Intanto qua Federì, ormai non sei da solo, cioè l'ho detto più di una volta, ormai la parola comune tra noi tifosi è disinnamoramento, Sì. che è allucinante, è veramente allucinante. Tra l'altro tranquillo Antonio. Ma sì, io mi auguro che prima o poi accada, ma dubito fortemente. Sì, ma per dire anche sta cosa che quest'anno ci sono stati 7.000 abbonamenti, per me è troppo. E Sì, nonostante sia un numero in calando rispetto alle scorse stagioni, ma come ci siamo arrivati a 7.000 abbonamenti? ma infatti non ne ho idea. Non so anche con quale criterio molti tifosi abbiano deciso anche di farlo l'abbonamento, perché io non lo avrei mai fatto. Sì, ma infatti. Cioè, Mh. sono quei tifosi nei quali comunque, nonostante tutto, vince il cuore, però adesso penso si siano resi conto che si sta parlando di un cuore marcio, tipo non so, un cuore senza sostanza proprio, hanno Esatto. perso tutti la voglia. Infatti pure 'sto commento ormai siamo cambiati, siamo cambiati. Ma sì, ma non è colpa nostra, cioè. Esatto. Cioè, sti cazzi, faccio l'abbonamento a Eleven Sports, ma non voglio vedere Giulini come presidente del Ma Cagliari. infatti. E così conosciamo anche di nuovo quelle realtà proletarie delle piccole piazze con la curva di 20 persone infogatissime. Eh. Bellissimo. Tutti dei piccoli Le Boschi. Che figata. Sono andato male Checco, male, male, molto male. Da te mi deludi, mi deludi, mi deludi tanto. No, no, quel giorno ho toccato il cielo con un dito. Quel Cazzo, giorno ho che toccato il bello. cielo con un dito. Tra l'altro no, arrivano i primi sfottò Pietro per noi 2. Addirittura. Ma io no, c'è una squadra di merda. Te no, te no. Però Emanuele ha preso il via con l'Ajaccio, Eh tacci sì. sua. Sì, ma Vabbè. tra l'altro dovremmo renderlo un po' più vivo il gruppo del Fanta, secondo me. Sì, qualche foto un po' osé ogni tanto, se no che gruppo del Sì. Fanta è? Ma in generale, cioè, sfotterci di continuo. Sì, È sì. quello il bello. Intanto Scusa un attimo, eh. vai, vai, vai tranquillo, fai come fosse il canale tuo. Come siete messi? Allora, Pietro è penultimo e io sono terzo. Quindi sì, questa è la nostra situazione al Fanta. Invece Emanuele, che è il ragazzo che ha scritto, è attualmente primo. L'abbonamento si fa a prescindere, non c'è Giulini, Cellino, chi volete come voi presidente, al di là del risultato e della categoria. L'abbonamento si fa a prescindere, Marco, per carità, è una risposta che ci può anche stare, però io prima di fare un abbonamento, visto che non si tratta di 2 spicci, ci penserei tanto. Sì. Cioè, a me di regalare i soldi a uno che prende per il culo soltanto perché tifo Cagliari non mi va. Sì. Eh, quindi per carità, ci può stare come Prima. ragionamento, però Secondo me prima poteva essere così, quando c'era un calcio diverso, proprio per dire l'anno dello scudetto, in quegli esatto, anni lì. Lì lo potevi fare a prescindere, ma perché non c'era ancora la concezione del calcio come mezzo di consumismo, diciamo. Tu esatto. andavi lì solo per passione, anche se ne prendevi 10, comunque
tifavi la tua squadra, era una giornata di sport e basta. Adesso che è più consumismo che altro, c'è il senso di non fare l'abbonamento per non dare soldi a un presidente del genere, secondo me. Sì, ma ti ci porta per forza di cose. Certo. Eh, quest'anno non c'è niente di positivo, ovviamente. Manuel ci chiede: chi sta facendo bene per ora nel Cagliari? Eh, Luvumbo. stanno facendo bene Obert e Curfalidis ad andare in discoteca dopo le partite. Esatto, esatto, la tocca pianissimo. Ma La to oddio, no, Luvumbo, Falco volendo. Sì, anche Falco a me sta piacendo. La Padula che è in ripresa, per il resto, vabbè. Altare fino a qualche partita fa, poi è andato un po' in blackout in alcune situazioni. Oh, questo è un commento che mi piace Mm, tantissimo, grazie Nico. mm, Ragazzi, secondo me il problema di disertare e calare nelle presenze allo stadio è che sarebbe anche sinonimo di passare per occasionali e vorrebbe dire prenderci anche noi delle colpe. Io non apposta qualche settimana fa feci un video scrivendo come titolo "Se fosse anche colpa nostra", io è proprio qui che ve volevo portà, perché la colpa secondo me è anche nostra, che noi ci mm, lamentiamo, diciamo giullini di qua, giullini di là, ma in sostanza non facciamo nulla per far cambiare la situazione. O mm. meglio, chi può e abita proprio in Sardegna non fa niente, anzi c'è gente che va a togliere pure i poster, quindi figuriamoci. Però chi non abita in Sardegna ha più per esempio di fare quello che faccio io, o che fa Pietro, o che fa Mattia, o che fa Andrea, non può fare. Noi siamo limitati, anche perché la nostra cassa di risonanza purtroppo non è ampissima. Ma infatti, Eh, che succede? Ma che cazzo? niente, Pietro c'ha problemi, Pietro c'ha problemi. Quiero pensare lo striscione di Cagliari-Pisa, quello di Gigi Riva? Quello di Gigi Riva era molto, molto bello. Nico, lo so, era la mia stessa identica risposta. La mia stessa Avrei dato la stessa identica risposta. Lo so. Cioè, tutti no, c'è qualcuno che sta giocando leggermente meglio, ma viene oscurato dalla situazione proprio in generale del Cagliari, che lascia un po' a desiderare. Intanto rieccolo il bel giovine. Scusa. Ehm, Pietro, tu sai qualcosa sul portiere bulgaro della Primavera? Ma Lovic Penso di sì, io ormai non conosco manco più i giovani. dovrebbe essere Lovic, sì, sta facendo bene, solo che non lo vedremo mai lanciarsi in prima squadra. Vedi per esempio Daniello ha fatto una stagione di Cristo l'anno scorso e poi l'abbiamo venduto al Pescara. Anche Daniello ha ricevuto un trattamento di merda No, così, penoso, terribile. No. Ma a sto ma punto, cioè, io voglio dire, ma tra un paio di anni, se l'andazzo sarà questo, per nostra sciagura, verranno ancora giovani nel Cagliari? Cioè, secondo me, anche tipo quando andremo in Angola a pescare i prossimi giovani, vedono che ci sono gli osservatori del Cagliari, giocano male apposta. Cioè, chi ci vorrà più venire da noi in un ambiente del genere? no, ma infatti. Cioè, ci stiamo facendo terra bruciata intorno. Sì, è quello Mh. la cosa terribile. Non, boh. Mh. Comunque è assurdo quanto Giulini sbagli sempre tempismo con gli esoneri. Con chi magari poteva essere confermato o durare di più, vedi Zenga o Semplice, esonerati subito. Con chi sarebbe da mandare via subito a calci in culo, Jolly infiniti, vedi Di Francesco, Liverani, eccetera. Anche lì si vede che ci sono sotto degli interessi particolari evidentemente, perché se no non si spiega. Sì. O interessi particolari o semplicemente caratteri diversi degli allenatori. Tutto qua. Anche, anche, potenzialmente.
Comunque, visto che l'abbiamo nominato prima, Mm, parliamone adesso. sì, Tra l'altro io mi sono scordato di monetizzare la live. cazzo. Benissimo, benissimo. Vabbè, dopo lo faccio. Grazie per il top copertina, Nico. Allora, Nainggolan Mm, sarà praticamente sicuro rientrante a Cagliari a gennaio. addirittura. Sì, praticamente si dà come sicuro tornante, anche perché è Mm. stato messo, se non sbaglio, fuori rosa Lui dall'Anversa. è stato proprio cacciato via praticamente. Sì, non rientrerà da quello che ho saputo comunque a titolo definitivo, Mm, ma in prestito però sta di fatto che mm. tornerà a gennaio. Io ti chiedo, Sì. secondo te l'apporto di Nainggolan sarà utile alla causa del Cagliari? Ne Mm. gioverà il Cagliari? Guarda, nella situazione in cui siamo adesso ti dico che l'apporto in primis emotivo e di carisma di Nainggolan a Cagliari è utile a prescindere, secondo me. Al Mh-mh, di là di quello che ti può dare sul campo, Nainggolan è uno che a Cagliari, anche per dire l'anno in cui è il primo anno in cui è tornato, che mh-mh. avevano tutti dei dubbi su quante cazzate potesse fare, si è comportato comunque professionalmente, quindi secondo me se trova un contesto in cui sta bene, in cui lo lasciano anche più tranquillo, come Cagliari, perché a Nainggolan è difficile che un cagliaritano gli dica qualcosa. Il suo apporto emotivo può essere utile a prescindere, però in una situazione del genere, in cui l'apporto emotivo non ti porta più di tanto, perché il problema di fondo con questo allenatore qui è il campo. Con un Nainggolan ormai vecchio, io non so se possa cambiare la situazione. Cioè a quel punto, paradossalmente, se dovessi fare una scelta proprio azzardatissima, non so, daresti le marchette per dare il patentino da allenatore a Nainggolan e faresti allenare Nainggolan. Però boh, cioè, io sono proprio indifferente al suo ritorno. Se torna bene, sono contento, mi fa piacere, ma non vedo proprio il minimo lume di speranza. Te che dici? Ho detto esattamente la stessa identica cosa. Cioè, nel senso, io adoro Nainggolan come giocatore e quello che Mm, ha fatto per il Cagliari, gliene sarò sempre grato e gli darei anche il culo veramente per quello che ha mm, fatto. E sicuramente, come dice Nico, Nainggolan sarà utile al Cagliari come lo è Ibrahimovic al sì, Milan, quindi soprattutto nello spogliatoio. Ma da qui a pensare che possa essere il solo Nainggolan a poter risolvere la questione, ce ne passa. Non sarà così. Cioè, non illudiamoci che se torna Nainggolan il Cagliari all'improvviso, ritorni a giocare bene o a fare punti o qualsiasi cosa. Tra l'altro rispondo anche a Jack, ti dico è vero, Nainggolan ha detto a Cagliari che non cioè ha detto che non torna al Cagliari con Giulini, mm, però è anche vero che comunque lui un accordo con il Cagliari ce l'aveva e tanto, se non deve sì, giocare all'Anversa, tanto vale che viene a farsi la Serie B, secondo me. Quindi, esatto. ehm, il problema è effettivamente, come dice Federico e sono d'accordo, non se ne può più di minestre riscaldate, guardiamo sempre al passato e mai al futuro. Anche questo è vero. Mhmm, Purtroppo sì. è una situazione particolare ormai, molto particolare. Sì, facciamo tornare anche la Rivei a 'sto punto. Ma sì, ma tanto. Eh. Chiediamo a Zola se vuole tornare. Ad allenare, Mh-mh. quindi ennesima minestra riscaldata. Esatto. Chiamiamo Lopez e via. Mamma mia, che pena. Roberto, sì, Nainggolan è un autentico fuoriclasse, però l'età si comincia a sentire perché ha più di 30 anni. La Serie B è un campionato in comunque se non hai abbastanza dinamismo
ne paghi le conseguenze. Mm. Nainggolan ha la cattiveria agonistica di miliardi di cani randaggi praticamente, però devi saper tener botta con il campionato, perché tu sei il Cagliari e hai Nainggolan in rosa, quindi ti terranno ancora più d'occhio. Io non so quanto possa rivelarsi utile. Mm. Ho i miei dubbi, ho i miei dubbi. Non lo so, speriamo bene. Speriamo bene. Poi vediamo qualche altro commento, ma grazie a te Corrà, guarda che ormai le live nostre so diventate una terapia de gruppo. Ma sì, ma a sto punto, Miro, la prossima live che fai, falla dove parli di tutt'altro che del Cagliari. Tipo, fai una live di 3 ore, tipo di notte dopo cena che siamo chill, in cui spariamo stronzate di qualsiasi tipo e basta. Siamo Sì, proprio esonerati dal parlare del Cagliari e parliamo di festini, di figa, di qualsiasi cosa. va benissimo. Allora io intanto ripropongo, visto che la volta scorsa non è entrato nessuno, se qualcuno vuole entrare vi giro il link. Sì, anche Eh, oggi stanno guardando, eh. Passo per un saluto, ma... sì, sì, bisogna tornare su Rocket, sarebbe bello. Quando vuoi io ci sono, Checco. Cragno ha chiesto di andare via da Monza a gennaio, e te credo, sta a fa panchina. Boh, non la capirò mai sta cosa, preso per fare il titolare coperto da Di Gregori. Ma Eh, io più che quella cosa non mi spiego come tu il portiere ce l'avevi già in casa, invece hai dovuto cederlo all'Empoli, però. vabbè, quella è una ferita aperta. C'è pure il trattamento che l'abbiamo avuto verso Vicario, che hanno avuto verso Mamma mia, Vicario. mamma mia. Tra l'altro lui un grandissimo che ci aveva anche dedicato quella vittoria che aveva fatto con l'Empoli nelle ultime giornate Sì, del campionato scorso. Cioè, lui sì, una persona d'oro l'abbiamo sfanculato così. esatto. È allucinante, ma se ci dobbiamo mettere a contare i giovani che non sono stati valorizzati a Cagliari, non basterebbe una live intera. Mamma mia, sì. Comunque ragazzi entrate, cioè io vi ho girato il link, venite a chiacchierare con noi, Sì, che non mordiamo. eh, se adori le live di Miro adorerai Miro Live, cioè quindi entrate. Io sta sensazione quando ho iniziato YouTube 3 anni fa l'ho provata. Eh, Cioè, quindi voi cominciate anche non voi a avete fare idea, video. voi non avete idea di quanto è stato bello la prima volta che sono entrato in live da Miro. Io manco me la ricordo, figurate. No, io sì, ma perché a quell'età ero ancora proprio ragazzino, ragazzino, sai che idolatrava gli YouTubers e quindi ho detto, cazzo, che figata, ero stranervoso, sia nella prima live sua che nella prima da Mattia. Poi anche quando Andrea è entrato, cioè, cazzo, bei ricordi. Allora, cioè, se non vi ha convinto adesso Pietra a entrare, non so che cazzo vi serve per entrare, dai su. Tanto ciao anche a te, Edoardone. Grande Soi, grandissimo. È la prima Edoardone è volta. quello che ti ha menzionato nella storia, dove ha fatto quella riflessione sul Cagliari stasera. Ah, infatti sta a io sto nick non me lo ricordo. Sì, no, tra l'altro è un mio carissimo amico, l'ha conosciuto anche Mattia a Cagliari. Grande Edoardo, allora. Nico, sei un bastardo. No, Sì, fai bene, Nicola fai sa bene. sempre scuse. Sì, sì, sempre così. Vabbè, dai, ti perdono, dai. Guarda chi c'è? Ciccio, Ciao, grande grandissimo. Ciccio. Ciao, bello. Minchia, lui starà festeggiando, starà sparando mortaretti. Sì, capirai. Che poi è stato profetico perché nell'ultima live ha detto che non vedeva l'ora che se ne andava.
Sì, Cellino ha visto il video e ha detto ok, me ne vado. Se lo dice Ciccio Docet, quindi. Sì, ho sentito Patrizio. Purtroppo ho sentito, ma spero che non sia così. Ma a sto punto perché non risollevare dal sarcofago anche Rossi? Ma sì, ma chiamiamo pure Marrocco, ma dai. Mamma mia, Marocco. Terribili. Eh sì, Edoa, può essere che torna Carli. Già già. È uno dei nomi fatti come nuovo direttore sportivo. Sai cosa Nuovo. sarebbe figo? Mo' che ci Eh. penso. Se tipo o retrocedessimo o Mh-mh. proprio per pura sfiga, non me lo auguro ovviamente, falliamo. Mh-mh. Metti che ci compra Zola e arriviamo di nuovo in Serie B con una squadra di 25 sardi, di quelli proprio presi dal centro Sardegna, figli di Barbaricini, tutti cattivi, cazzuti, con 5 espulsi a partita. C'è tutta tipo l'Athletic Bilbao, tutta una squadra fin dal settore giovanile solo di sardi, col presidente sardo a figata. Quello sarebbe praticamente il paradiso per Vittorio Sanna. Sì, ma non solo, a parte per lui, ma in generale per me sarebbe fighissimo, anche se magari non riuscissimo a toglierci chissà quali soddisfazioni, però avere una squadra tutta di sardi che gira l'Italia, bellissimo. Voglio 11 sassaresi in squadra. Ma Oddio. Giulini sarebbe capace di farlo. Ah sì, sì, sì. E sarebbe anche in grado di cambiare il nome in Dinamo Cagliari volendo, quindi e niente, frizzato Pietro. S'è frizzato Pietro, vabbè. No, eccoti. Ti eri Cosa mi sono frizzato. perso? Lo so, perché mi va via la connessione a caso. Perfetto. In questo, come cazzo si chiama, comune. Non c'è la fibra lì. Ma qua non ci abbiamo neanche il wifi in casa. Cali fibra. Andiamo bene. Comunque, Bisogna mo risparmiare. ci stavo riflettendo Dimmi pure. e non sarebbe malvagia come idea quella del tutti i sardi in squadra, perché più che altro riuscirebbe a dare di nuovo identità al Cagliari. Beh, certo, è quello che manca da anni. Eh. Ci stavo riflettendo e effettivamente è così. Mo so che farò triggerare un botto di Mm. persone perché Sentiamo. so che è così. Allora, è brutto da dire, me ne rendo conto, però io spero che possiate comprendere il senso di quello che dirò. Io il legame con la Sardegna non ce l'ho. Sostanzialmente a me dei giocatori sardi me ne sbatte il cazzo. Perché io ho sempre fatto 'sto esempio. Io sono un tifoso del Cagliari, però non avendo mai vissuto la Sardegna, non essendoci mai stato, non avendola manco mai vista, non ce l'ho 'sto legame. Io infatti ho sempre detto e continuerò a dire, anche qualora ci andassi mai un giorno in Sardegna, che non mi sentirò mai sardo, perché è Mm. una frase che va molto di moda, ma per me effettivamente sarebbe una sorta di appropriazione culturale che non mi posso permettere. Mm. Però un'idea di un Cagliari total made in Sardinia, secondo me arraperebbe sotto un certo punto di vista. Beh, certo. Sarebbe molto molto bello. Tra l'altro qua domande personali, Pietro. No, io sono di Cagliari proprio. Lui è di Cagliari, Giorgio, bello de casa. Maronna, mi hanno appioppato la santità. Mamma, pare che sono santo. Non dire. Oh, no, ragazzi, vi prego non screenate.
Cioè io lo faccio, ma non screenate, vi prego. Sto anche in pigiama. Ma screenno io, ma sti cazzi. Certo, mamma Minchia, mia. nuova fotoprofilo della Castello Crew. No, già c'ho Sì, poca dai, palese. credibilità. Ma quale credibilità, Miro? Ma non per te, ma in generale, ma a noi chi ci cura, se non altri Beh, deficienti come quelli che ci seguono. Siamo sì, tutti un infatti, ammasso di cazzi che discutono sul Cagliari. una massa di coglioni che discutono di una squadra di merda. Bravissimo, cioè, capisci la situazione. Perché è un pezzo di merda. Dice che è sotto periodo di esami, quindi ha detto che se riusciva passava a fare un saluto, però dubito fortemente che entri. Comunque sì, cioè nel senso mio nonno era di Siniscola e penso di avere dei parenti a Siniscola, però io non li ho mai conosciuti. Mm. Quindi io per il momento di sardo ho solo la squadra che tifo e il cognome, nulla di più. Intanto qua chiedono informazioni, Pietro. Allora, ti dico, mi hanno scritto un commento. Hai presente, no, Edo, il post Noro dei meme in cui ho detto, cioè c'è stata una specie di shitstorm dei tifosi che cercavano di difendere Altare e loro avevano scritto un commento dove dicevano, raga, piano coi troll, se no finite anche voi negli all meme. E io ho risposto dicendo, ma quali troll? Siamo gente che si è stancata di come derivate un calciatore. Loro all'inizio, come sai, mi avevano risposto dicendo tipo figliolo, ti mandiamo un abbraccio, ne hai bisogno. Poi dopo un bel po', e secondo me hanno visto almeno una parte di video che ho fatto, perché chi se lo caga un video di 25 minuti comunque. Dopo mi hanno scritto un altro commento sotto quello prima e mi hanno spiegato la loro posizione, anche in maniera tranquilla in realtà, ma perché così doveva essere, comunque un dialogo democratico. Solo che, come mi aspettavo, non si sono esposti, nel senso hanno semplicemente detto non c'è nessun accanimento contro Altare perché lo seguiamo già dai tempi dell'Olbia. Se pensi che siamo manovrati dal presidente, vai a vedere le nostre analisi sulla gestione societaria e ti ricrederai. Non si sono esposti molto, però almeno insomma c'è stato questo chiarimento da parte loro, tutto qua. Al contrario di altre testate che finiscono con Lina, che a quanto pare sono oltranzisti della presidenza, ma è abbastanza palese a tutti. Mamma mia, povero Vittorio Sanno, ora che ci penso, Sì. mamma mia, Guarda Ingelo. Ciccio, scusa, ti farei Mm. entrare, ma oggi è il momento in cui abbiamo la nostra convention, il nostro ritrovo di seduta di psicanalisi tra noi tifosi del Cagliari. Io capisco che tu in questo momento sei molto felice ed euforico per la questione di Cellino, ma a noi le cose belle al momento ci fanno schifo, noi vogliamo solo le cose brutte. Quindi Ciccio, se volete vi diamo Giulini, facciamo visto a che cambio. sì, per non restare nessuno dei due senza presidenza. Poi Cellino Esatto. al massimo resta fino a fine stagione e poi vende, oppure ci fa fallire. Tanto Nico, te lo dico, Bandinu. Bandinu è il mio cognome. Sì, sempre sangue sardo, però avere un parente che sia nato in Sardegna non significa per forza sentirsi sardo. Cioè, io non mi sento sardo. Sì, ma raga, cioè, cerchiamo di scindere queste due cose. Uno può avere anche il sangue sardo, però se non ha mai avuto proprio nessun legame diretto, anche a livello secondario, come fa a definirsi sardo? Io lo capisco, Miro, è anche una questione di rispetto, perché ci Esatto, sarebbero le persone magari che non hanno nessun legame con la Sardegna, però hanno il cognome sardo e dicono, oddio, sono sardo all'1%, ma io mi sento totalmente, no? Non vivi la Sardegna, non lo sei, quindi quello di Miro è un gesto di rispetto enorme. esattamente.
Oddio, mi piace questa cosa e finalmente qualcuno abbia capito il motivo per cui lo dico. Ma sì, ma Grazie. pensavo fosse abbastanza ovvio, nel senso. No, no, perché c'è gente che si sente offesa quando dico che io non cioè quando dico che non mi sento sardo, c'è gente che si offende. Quando io lo faccio proprio per il motivo opposto, cioè è proprio per una questione di rispetto. Però è la vita da tifoso del Cagliari, da eterno incompreso. Esatto. Tanto scusate, ma qui io mi sto cagando sotto di freddo, domani mi devo assolutamente andà a fa' un tampone. Che palle. Mamma mia. Il kebabaro fuori dallo stadio come presidente del Brescia gaserebbe. Gaserebbe. Cioè, calciomercato del Brescia fatto di scibola e salsa picanti. Bellissimo. È bellissimo. Ciao Roberto, un bacione. No, no, lo so Gabriele, però io ringrazio Petro per averlo spiegato perché a quanto pare io non sono mai riuscito a spiegarlo bene, però il senso era quello che ha detto lui. Cioè, proprio per una questione di estremo rispetto che non mi azzarderò mai a dire che mi sento sardo o cose simili. Proprio per quello. Ma simpatizzi, tu sei del Brescia, Ciccio, oggi va così. Simpatizzo Cagliari, ma cosa vuol dire? Non... Oggi è... Oggi è così, oggi è così. Poi tanto sarai sempre il benvenuto, ma oggi è così. Tu sei nato in Piemonte, ma ti senti sardo e cagliaritano al 100%. Buon per te, Corrado, cioè Sì, non sono è un visioni diverse. attacco, non è un attacco nei confronti di chi è nato da qualche altra parte e tifa il Cagliari, assolutamente. È una cosa mia proprio. No, Gabri, semplicemente che molto probabilmente o ho l'influenza o ho il Covid. È una delle due cose sicuramente, quindi sto così. Esatto, Tommaso, esattamente. Esattamente. Beh, raga, io vado tra 2 settimane dove torneremo a tirare frastimmi su Giulini. Esattamente, bravo Federico. Stai Che già a belle memoria la prospettive. programmazione. Che prospettive, cazzo. Tra l'altro, devi assolutamente tornare perché vedere Pietro che si pettina è bellissimo. Ciccio, guarda, è vero, non ho visto la tua semisforbiciata, ma Non hai perché idea io di cosa ti sei perso. ma lo sai perché? Perché io tempo fa, visto che, vabbè, penso che molti di voi lo sappiano, io collaboro come grafico per una pagina di Instagram, Solo Cagliari. Visto che sto facendo una specie di progetto per lui che mi occupa tutto il giorno, io ho tolto il segui praticamente a tutti, pure a te, Pietro. L'ho tolto praticamente a tutti, l'ho lasciato tipo a 5 persone in croce e quindi non perché poi c'avevo la cosa fissa che dovevo entrare su Instagram per vedere le storie e quindi perdevo tempo. Recupererò, giuro, Ciccio. Recupererò. Mentalità, mindset mentality. Esatto, Mindset imprenditoriale, bravissimo. esattamente. Un po' è tipo Instagram detox più o meno. Tanto ho visto un commento che dove cazzo è? Dov'è il link per entrare? L'ho pubblicato sopra, però mo lo ricondivido. Ecco a te. Comunque, raga, non per dire, ma se faceste ogni tanto un regalino al buon Miro, soprattutto oggi che ha la febbre, non sarebbe brutto. No, no, ma che Sentite non vi i liberi, ma... preoccupate. No, più che altro potevi sfruttare il fatto che tipo 4 giorni fa era il mio compleanno più che la febbre, però bravo, vabbè, quanti anni hai fatto? 26.
Non ce li butta nessuno 26 euro di donazione per Miro. La Madonna. Allora, non so se ti ho fatto vedere, che vuol dire Zilleri in sardo o Zilleri? Mai sentito in realtà, penso sia un termine che si usa verso il centro. Il sardo che parliamo a Cagliari non è una lingua, è un dialetto italianizzato, che io odio tra l'altro, perché a me non piace il sardo cagliaritano, Mm. quindi Zilleri non lo conosco. Voi accettereste Sottil per Mandragora? In che Mm. senso? Ah, Fantacalcio. mm, mm. Cioè tu hai Mandragora e ti stanno offrendo Sottil, ma Esatto. al volo proprio. Io non lo so, non lo so, Dici? non lo so. Tanto prima di far entrare uno ragazzi che ha avuto i coglioni di entrare, perché qualcuno i coglioni di entrare ce li ha. Anzi, mo so 2, e la Madonna, un'invasione, Eh, porca troia. Questo è il commento che racchiude secondo me l'essenza del momento Cagliari. Ottava eh. squadra d'Italia per tifosi, si ritrova in B e rischia la C. Poesia, poesia. Tanto io darei il benvenuto a Mattia e a Luis. Ciao belli de casa. Ciao Ciao, ragazzi. ciao. Ciao a tutti. 2 che hanno avuto i coglioni di entrare. Adesso voi conducete questa live e sparate a ruota libera su quello che cazzo vi pare. Andate. Esagerato, Miro. Innanzitutto Vai, vai. complimenti per le live, seguo sempre sia le tue che quelle di Mattia, il citriolo di Pietro, seguo Salotto e per me che sono un cagliaritano, immigrato ormai da 8 anni, lavoro a Genova, mi fa sentire più vicino ai tifosi, così come quando si va in trasferta. Le vostre live, come avete detto prima, sono terapeutiche perché è veramente un momento bassissimo della gestione del Cagliari. E queste live, seguirvi almeno un po' mi rincuorano un po'. È come se mi sentissi fra amici pur non essendo fisicamente, non avendovi fisicamente davanti. Non ho tanto da dire se non che mi trovo sempre d'accordo con i pensieri sia tuoi, Miro, che anche di Pietro, nel senso che abbiamo un presidente che ormai si è capito che tipo di persona è. Spero sempre, tutti i giorni, veramente prego che arrivi qualche fondo, qualcuno alla finestra che compra il Cagliari, perché abbiamo veramente bisogno di un cambio, di una rivoluzione. Non mi spiego neanche perché la politica sarda, un'azienda così strategica che porta anche in giro per l'Italia, lo sponsor della Sardegna, non si affaccino a questo problema, perché la gestione del Cagliari e l'andamento del campionato è un qualcosa di aberrante, di allucinante, e io non me lo so spiegare. Così come mi auguro che col passare delle partite, diciamo, i tifosi stessi diano un segnale, non lo so, basterebbe anche solo una partita, lasciare vuoto lo stadio e mettere uno striscione, non ci meritate, che farebbe tanto rumore. Non lo so, un qualcosa che porti qualche rivoluzione, qualche cambiamento, non lo so, però non mi capacito veramente della situazione in cui siamo scesi. Guarda Matti, il tuo discorso ha raccolto molto, molto Sì, successo, perché effettivamente è la verità. Poi ti dico, presumo tu sia immigrato a Genova, giusto? sì, sì. Ok.
Si sente Quindi dalla cadenza, nonostante esatto. sia 8 anni lontano da casa, però cagliaritano e tifoso sin da piccolo del Cagliari. Guarda, io ti posso dire che non essendo sardo, ma avendo abitato sempre e soltanto a Roma, posso capire la prima parte del tuo discorso. Nel senso, è stato il motivo per cui io ho cominciato a fare video su YouTube, perché non avendo la possibilità di condividere il mio amore, la mia passione per il Cagliari, ritrovandomi sempre da solo, avere un posto di riferimento per un tifoso su una piattaforma grande come YouTube penso sia la cosa più bella che ci possa essere, a prescindere poi dalle idee che si possono avere in comune, perché magari c'è qualcuno che è più d'accordo, che ne so, con Andrea, chi più d'accordo con Pietro, chi con me o chi con Salotto, però anche la possibilità di avere più varietà di scelta per una squadra come la nostra e per gente che purtroppo ha dovuto lasciare la propria terra e quindi continuare a vivere questa passione, penso che sia il fulcro della nostra attività su YouTube. Quindi quello che hai detto mi onora ancora di più, veramente. Hai detto delle cose splendide, grazie. Te le meriti, Miro, ve le meritate in generale Grazie. perché comunque lo vedete anche voi stessi, avete seguito, vi seguono tanti ragazzi piccoli, grandi significa che diciamo che quello che state facendo è importante ed è apprezzato, questo volevo dire. Molte live che fate, live reaction, non sono mai banali. Magari anche questi nostri confronti servono a volte a scambiarci delle idee, magari anche cambiare idea su alcuni giocatori o meno. Questo mi sento di dire in generale, lasciare la parola a Luis, non voglio monopolizzare assolutamente. Ma ci mancherebbe. No. Vai, Luis. No, c'è da dire sicuramente che siamo una delle poche realtà che vanta tifosi ovunque. Cioè, adesso stavo pensando a... Non so se vi ricordate quando è arrivato Daniele Dessena, che ha detto, Sì. mio zio è grandissimo tifoso del Cagliari e non era mai stato in Sardegna. Comunque noi abbiamo la fortuna di avere un popolo anche fuori dall'Italia che ci segue, che segue il Cagliari in una maniera incredibile. E sembra davvero che stiamo gettando in malora tutto questo. Cioè, siamo davvero arrivati a un punto che quasi di non ritorno. Cioè, l'ottava tifoseria d'Italia, stessa cosa comunque per alla fine il patrimonio di Giulini. E come abbiamo fatto ad arrivare a questo punto è incredibile. Cioè, abbiamo vissuto un'esperienza davvero Venezia-Cagliari che è una delle più traumatiche che ricordo. Cioè, sono rimasto 90 minuti in piedi. Gli ultimi 10 minuti ho ribaltato tutto l'armadio per prendere la maglia del Cagliari, mettermela addosso, sperare in un miracolo incredibile, tipo armatura di Iron Man. Sono quelle cose che ti legano proprio sangue e fede alla tua squadra e vivere tutto questo adesso è qualcosa di massacrante. Io penso che dobbiamo davvero iniziare a fare delle critiche costruttive perché abbiamo capito che comunque la dirigenza è questa e non cambierà. E penso proprio che sia questo il punto per il quale appunto i tifosi continuano ad andare allo stadio e il tifo sì, si fa sentire contro la presidenza, ma non può fare tanto. E una volta che abbiamo capito questo, cerchiamo però di trovare delle soluzioni, perché io non vedo com'è possibile, dopo tanti anni, aver cambiato tutto l'organigramma, l'unico rimasto è proprio il presidente.
io non so davvero che tipo di futuro possiamo aspettarci, perché per quanto mi riguarda la goccia che ha fatto traboccare il vaso è proprio l'utilizzo dei giovani. Anche vedere Tramoni che riesce con personalità ad affermarsi nel Pisa, o comunque dopo tutto quello che ha fatto al Brescia, e l'abbiamo lasciato andare via così, io non riesco a capire. E abbiamo costruito tutta la squadra per Fabio Leverani. Non vedo che tipo di progettualità ci possa essere dietro, perché adesso cambiare l'allenatore sarebbe un suicidio. Non so che cosa possiamo davvero aspettarci. Non vedo. Ho letto anche degli articoli che dicevano che forse appunto non puntiamo e non si puntava al primo posto, ma ad una promozione e basta. Ma a questo punto io non riesco a vedere neanche questo. Non voglio essere pessimista, però stanti così le cose, io mi aspettavo tutt'altro. Cioè va bene, è passata la delusione, mi aspettavo un campionato di Serie B che ovviamente è molto difficile, ma con la squadra che abbiamo non riesco a capire come possano andare così le cose. Poi sono contentissimo che tu abbia detto che Raja dovrebbe tornare, perché per me la personalità del Ninja è indiscutibile. Può sbagliarti una partita in cui non è presente, ma nelle altre si fa sentire, riesce a dare il supporto, ad animare la squadra. E quindi sarei molto contento. Sono estremamente dispiaciuto per Cragno, perché è un portiere di altissimo livello ed rimane tuttora a fare panchina. Quindi io mi sono chiesto qualche giorno fa, ma se avessimo trattenuto certi giocatori, se avessimo tenuto Cragno, Carboni, e magari prendendo una punta di assoluta affidabilità, cioè, saremmo riusciti ad essere più squadra. Perché se guardo la rosa attuale, con i nomi che ho fatto adesso, quindi aggiungendoci magari Cragno, Carboni, non saremmo messi neanche così tanto male a livello di rosa in Serie A. Quindi mi chiedo, qual è il problema? Cioè, e come facciamo a risolverlo soprattutto? Perché la squadra c'è, abbiamo dei campioni, dei giocatori di altissimo livello. Cioè, se io fossi l'allenatore del Cagliari, a mani basse terrei per 90 minuti i giocatori di livello, cioè Makumbu, Nandez, Rog, sempre in campo, sempre. Perché secondo me a questo punto, non avendo più la certezza dei giovani, avendo continui terremoti in casa, perché i tifosi sono dispiaciuti, non arrivando i risultati, io dico a questo punto affidati a degli uomini cardine che ti possono dare affidabilità e basta. Non possiamo continuare a cambiare sempre i giocatori, il modulo e la gestione soprattutto dei giocatori. Gaston Pereiro, che cosa dobbiamo farne? Cioè, non ce l'ho con lui assolutamente, perché tecnicamente è un giocatore che può dare, però non possiamo continuamente non avere dei punti fermi, perché in questo modo in Serie B non ce la fai. Ci sono dei giocatori che obiettivamente non stanno rendendo quanto dovrebbero. Noi non possiamo saperlo, cioè vediamo le partite e basta, però l'allenatore dovrebbe a questo punto riuscire a creare almeno uno scheletro di squadra e a tenere sempre quello, perché altrimenti non abbiamo dei punti fermi. E non potendoci, non lo so, affidare ad altro, io direi che i giocatori più validi sono quelli da tenere 90 minuti e basta, punto. Non possiamo fare altro. E non ci resta che sperare che questa sosta riassesti tutto, perché vedere il Cagliari che arranca e che onestamente non riesce a vincere le partite con questa qualità è deprimente. Anche perché i presupposti comunque potevano esserci tutti. Abbiamo preso dei giocatori di altissimo livello. Anche la Padula, cioè a livello salariale è un lusso per la Serie B. E il fatto che noi ci abbiamo puntato tanto vuol dire che in realtà l'intenzione della società era quella di tornare subito in Serie A.
E a questo punto, se i risultati sono questi, la classifica è questa, mi chiedo che cosa abbia in mente il presidente. E lo stesso Liverani in realtà, perché ti devo dire, io le interviste post partita le guardo tutte, anche quelle pre partita. E devo dirti che non vedo nessuna differenza. Cioè, sono sempre le solite. L'inizio e la fine. Di tutte le partite. E mi chiedo... Cioè, non c'è da nascondersi o non si nascondono, però chiedo se ci sarà un cambiamento, perché così non va bene. L'unica cosa che mi piace a livello statistico è il possesso palla, cioè vedere una percentuale di possesso medio-alta mi piace per il concetto di gioco che posso avere io, ma è una cosa che mancava da un po', però se vogliamo, insomma, in Serie B probabilmente il possesso palla è il minimo da chiedere a questa squadra. Quindi non so, voi, adesso è una domanda che faccio a voi, ma pensate che ci sarà qualche cambiamento nonostante tutti gli acquisti che sono stati fatti, nonostante la squadra sia stata quasi interamente chiesta dal mister? Ci sarà un cambiamento? Può esserci un cambio di rotta, oppure pensate che questa sosta servirà solo appunto all'allenatore a cercare di capire questi punti fermi che non abbiamo ancora? Questa è una cosa che chiedo a voi. Allora, io la prima persona che farei rispondere è anche il nuovo entrato che rischiava di paccare, ma non ha paccato alla fine, che è solo Mondofallo. Ciao Tommy. Che mi ha No, distratto il bastardo. mi tenevi lì 10 minuti da dietro le quinte per farmi fare l'entrata scenica, non so cosa volevi fare, coreano. Allora vaffanculo, ciao. Allora, dai, su, Ciao, parla. ciao ragazzi. Ciao, allora, dicevamo. Dai, di la tua. Non ti tolgo, Posso? giuro, vai, Posso? tranquillo, Ok. vai. Ok. Il problema per me sono presente che comando tutte le bacchette, non so che altro pensare. Il problema è che proprio, secondo me il Cagliari è malato, soffre di una malattia particolare che non, è impossibile da spiegare, che sia Giulini, che siano tutti gli allenatori. Cioè praticamente penso che il Cagliari abbia colpe ovunque, ok? Perché ci sono certe cose che non può essere colpa di Giulini, però certe cose a loro volta partono da Giulini, perché Liverani me l'ha portato Giulini, è stato Giulini a portare Capozucca, che ha fatto calciomercato orribile e orripilante, con un progetto che non esiste, fatto da Giulini, perché Giulini è il presidente, Giulini è al comando del Cagliari, quindi tutto cioè le basi, le fondamenta sostanzialmente le fa Giulini. E quindi calciomercato orribile, e io lo dirò sempre questa cosa dei prestiti che abbiamo fatto, il prestito secco di Strootman, inutile. Poi Giulini che prende Liverani con zero idee di gioco, e poi ci chiediamo perché Altare fa una cazzata contro il Pisa, quando il nostro gioco è fare retropassaggi uno dietro l'altro, ok? Il nostro gioco non è giocare in avanti, verticalizzare, giocare centralmente, cercare, trovare il centrocampista che magari detta gioco. Non ce l'abbiamo neanche questo centrocampista, l'unico è Viola che sta giocando da 2 o 3 partite, ok? Per il resto si giocava con Makumbu, con Deiola. Dove vogliamo andare con Deiola e Makumbu a impostare se sono caratteristiche che non gli si addicono? Cioè ci sono troppe cose che non vanno in questo Cagliari, e sinceramente io mi meraviglio, mi sorprendo quasi
di quanta passione abbiano i tifosi che vanno a sostenere le partite in casa e in trasferta. Io devo ringraziare il fatto che gli impegni che ho mi consentono di non andare più a vedere il Cagliari in casa, ok? Perché le mie partite combaciano con le stesse partite del Cagliari. Quindi meno male, ok? Meno male, devo ringraziare questo, perché io voglia di vedere una squadra che partita dopo partita non cambia niente, non c'è un cambiamento, non c'è un miglioramento, sembra una presa per il culo per noi. E loro sono professionisti. Se c'è qualcosa che non va, bisogna cambiare, che sia Giulini, che sia Liverani, tutti devono cambiare, i giocatori a livello di mentalità scendendo in campo. Liverani deve migliorare da quel punto di vista, gli allenamenti non sono fatti per svolazzare in campo, sono fatti per migliorare gli errori commessi nelle precedenti partite. E sembra dalle partite che stiamo vedendo che questi non si allenano nemmeno, questi non scendono neanche in campo da Seminello, ok? E sembra proprio che Liverani non stia lavorando, e Liverani, nonostante questo, è ancora in quella panchina, e quindi torniamo a un'altra colpa, che è quella di Giulini. Cioè, io fatico a trovare qualcuno che non abbia colpe in questo Cagliari. E non è che se mi esoneri Capozucca, cioè non è che se mi licenzi Capozucca, Passetti, allora Giulini, perfetto, il mio lavoro l'ho fatto anche quest'anno, non mi rompete le palle, il mio lavoro l'ho fatto e posso stare tranquillo. No, perché noi siamo scesi in Serie B, per una miriade di motivi, e non è che se rivoluzioni la squadra allora automaticamente hai fatto il tuo lavoro. No, perché se mi prendi, se mi sostituisci la merda con un'altra merda, non stai cambiando le cose, mi stai dando solamente una merda diversa, ok? Perché sostituire Joe Pedro non è l'esempio migliore da fare, però abbiamo sostituito diversi giocatori, ok? E abbiamo preso gente forse ancora più scarsa. Se prendiamo gente più scarsa, io almeno volevo almeno un progetto dietro, e quindi un settore giovanile valorizzato maggiormente. Sono cose che ripetiamo da mesi e mesi e mesi e mesi, e purtroppo non si vedono ancora i risultati. Vaffanculo Mattia. Ti dissoggi, Allora, non ti ho dissato ieri, ti dissoggi. allora, tralasciando che da quando ho ricominciato a fare le live su YouTube m'arrivano i bot con scritto hot girl pics for you, tutte cose sessuali. Vabbè, no, E non sei cercano di contento? tirarsi fuori l'orario. E non sei contento, scusa? Ti Cazzo, io approccio. campo per quello. Allora, Oh. ci tenevo a far vedere un paio Comunque, di commenti sì. e poi di far entrare un ospite. Pietro, c'hai da dire una cosa che t'avevo visto con la mano Sì, alzata? Vai. ho da dire una cosa a Tommaso. Tutto bello, peccato che la domanda di Luis non fosse quella. Testa di cazzo. Allora, io sono stato un'ora senza parlare, ok? Volevo parlare del Cagliari, però ho avuto un merda di imprevisto e volevo sfogarmi un po', va bene? Merda, Vai. ma stai Va sempre, bene? ma chi ti crede più? Ma stai Va pacando bene? qualsiasi Va cosa, bene? merda di imprevisto, mo pure gli Va imprevisti bene? tu diventi. No, non Mm, va bene, Tommaso. non va bene, Oggi Tommaso. ce l'ho anche con te, ne ho anche per te oggi. No, c'ero io con te che mi hai dissato gli iscritti. Oggi solo mondo sfogo, oggi ce l'ho con tutti, me lo prendo con tutti oggi. Vai Miro, perdonaci. No, tranquillo. Questo commento è molto intelligente, ovvero ovviamente la radice dei problemi è Giulini, però lo schema di gioco e la tattica, a meno di assurde subordinazioni, sono scelti dall'allenatore. Esatto. Bisognerà vedere quanto sono assurde queste subordinazioni. È lì il problema. È Però lì. anche lì, chi l'ha messo in panchina? Liverani? A questo punto allora Capozucca aveva ragione o no a volere Inzaghi? Perché comunque se abbiamo tutti infatti. questi problemi aggressi, se cambi l'allenatore non cambiano tantissimo le cose. Saranno anche sulle colpe, però ci sono dei problemi antecedenti che ci portiamo dietro. Bravo, Cioè, sì. scusami, la primavera l'anno scorso ha fatto furore, avevamo dei giovani incredibili. Com'è possibile che quest'anno cioè la primavera non sia così scoppiettante?
e che non abbia giovato la prima squadra. Cioè, questa è una roba Quello assurda. è per me anche il discorso che hai cacciato via Agostini. Hai Perché tolto il a fulcro di questi quel signori, gruppo. sì, perché ad Agostini, a Conti non andava bene la gestione fatta dal presidente. Punto, c'erano troppe incongruenze, non capivano come stesse trattando chi lavorava al di sotto di lui e come continua a trattarli, e se ne sono andati. Punto. Ma queste Allora, domande, le domande che sono fatti loro, ce le continuiamo a fare anche noi. io, Tommy, ti avviso che la storia l'hai pubblicata soltanto adesso, mezz'ora dopo che ti sei sfogato. Ah, perfetto, me l'ha Però pubblicato vabbè, adesso. io Vabbè, ragazzi, comunque, rende comunque, dai. io adesso vi faccio entrare una new entry che è un Sì. mio carissimo amico con cui collaboro. Oh. Mattia lo conosce, visto che lo segue, anzi, visto che ha detto Mattia di seguire anche le live di Salotto, io vi piazzo qui un Giancarlo Di Gennaro che, per chi non lo sapesse, Grandissimo, è che sorpresa, conduttore e grandissimo. ideatore di Esagerati. Salotto.it. È È un'ovazione, il re, il capitano, È una standing ormai si ovation meritata. sprecano. una ola, guarda, ragazzi, fatela pure. Chiudiamo qui. Daccia la cappoccia di Miro. Ciao Gianca. Ciao Allora, ragazzi. qui vai a Ciao, ruota Miro. libera, quindi non ti preoccupate di dire cazzo, figa, se vuoi fumare, fuma, quello che ti Ok, pare. allora, visto che non sto a casa mia, mi sbrago proprio, non se ne parla più. Vai, Tiro di sigaretta. vai tranquillo. Cazzo, devo cambiare anche la batteria, vaffanculo, vabbè. Vedi? Allora, ragazzi, adesso per parlare 2 secondi seri, concedetemelo, ma 2 non vi voglio fare 2 palle tante. Allora, il discorso è questo, partiamo da un presupposto, questo personaggio, noi eravamo abituati comunque a ben altro. Eravamo abituati a persone che comunque si mettevano di fronte al video, persone che andavano a battere i pugni in lega, persone che, anzi persona, perché io voglio parlare proprio in maniera molto chiara e categorica, una persona che comunque faceva solo, esclusivamente, e curava esclusivamente gli interessi del Cagliari. Ora tutto questo non c'è più. Tutto questo non c'è perché ha creato, non è che si è creato, ha creato un muro inespugnabile, è una fortezza inespugnabile. Cioè, questa persona, consideriamola già subito, secondo me, una persona anche molto con personalità narcisistica, ok? Cioè, adesso, e non sto offendendo nessuno, però sono dati di fatto alla mano. Persona che sinceramente non si sa e non si vuole porre al livello della tifoseria. Perché? Perché non gliene può fottere di meno della tifoseria. Parliamoci francamente, cioè se partiamo da questo presupposto, noi capiamo in che situazione è la Cagliari Calcio. Se non capiamo questo, non possiamo andare a parlare oltre. Ok? Cioè, lui non nasce tifoso del Cagliari. Non nasce tifoso del Cagliari. E già se sei da questa base di partenza, hai già capito il 60%. Quindi, che cazzo ci aspettiamo? Io, detto questo, avrei anche concluso, Miro. Capisci cosa voglio dire? Lo so, lo capisco bene. Cioè, io qui so che posso utilizzare anche certa terminologia, non mi si addice, per carità, siamo d'accordo, e non si addice a nessuno, ok? Eccetera, eccetera. Non è una cosa bella. Però, porca di quella zozza, non voglio esagerare ancora con le parole, è così. Purtroppo ci dobbiamo mettere una pietra sopra e sperare che possa un giorno rinsavire e dire: io questo cazzo di Cagliari ora me lo devo vendere per forza, sempre che sia in tempi brevi questa porca di risposta sullo stadio, perché è lì il problema. Prego Mattia, scusami, Miro, io ho dato la parola. Gianca. No, io volevo approfittare anche di questa live perché praticamente ormai siamo mesi che abbiamo capito quali sono i problemi, chi sono i colpevoli, però io
sono diverse settimane che mi sbatto e mi chiedo, ma noi come tifosi cosa possiamo fare per cambiare la rotta? Tu nella tua live di ieri o l'altro ieri, Giancarlo, si parlava della proposta di andare con una delegazione, con un delegato dei tifosi e di ex calciatori in sede, ma mi chiedo, funzionerà? Cosa possiamo fare noi tifosi, visto che il presidente, tra virgolette, non batte, non si fa vedere, non c'è mai una dichiarazione. Noi cosa possiamo fare nelle nostre capacità e risorse, che sono minime, per cambiare, per provare a scuotere un po' la situazione, perché cambiarla è difficile, perché non scendiamo noi in campo e non alleniamo. Io prima l'ho buttata lì, ho detto magari una giornata svuotare lo stadio, ma per dare un segnale e far sì che anche determinate testate non possano chiudere gli occhi o dire cose che non esistono. Cioè cercare di dare un segnale forte che venga anche ripreso magari da testate nazionali, non lo so, perché come ha detto prima Luis, noi siamo l'ottava squadra d'Italia con il più alto bacino di tifosi, meritiamo rispetto, noi siamo il Cagliari, meritiamo il rispetto. Perdonami Mattia, io non sono solito, lo sapete, interrompere tutti e non voglio tenere Sì. banco in una trasmissione che non è la mia. Carissimo amico, Miro, ci siamo incontrati a Roma, voglio dire questo, che cosa possiamo ottenere noi? Cioè che cosa vogliamo? Più che tanto il rispetto, perché è un parolone, il rispetto, cioè ci si regna a bocca, dicono a Napoli, e non è una cosa giusta. Io voglio risposte, che è ben diverso. Voglio risposte a questo andazzo, voglio risposte a queste decisioni che ci prendono, ormai ci hanno preso qua alla gola e non possiamo farci. Guardate, è una catena ormai che è tirata. Solo risposte, non è che si chiede chissà cosa, ragazzi, si chiedono risposte, cioè si chiede, ma un minimo ci tieni, un minimo di progetto ce l'hai, un minimo di coerenza nelle tue decisioni, nelle tue scelte, in quello che combini, la vuoi smettere con i capri espiatori, perché questo sta facendo, sta utilizzando capri espiatori. A me, che abbiamo mandato via Capozzucca e Passetti, non me ne può fregare de meno. Il tifoso vuol vedere il calcio, vuol vedere lo sport, vuol vedere il risultato sportivo, vuol vedere la bella giocata, vuol vedere una squadra che si spacca il culo con ogni squadra. Questo vuole andare allo stadio contento. Abbiamo perso, Esatto. ma abbiamo perso con dignità, maledizione, con onore. Questo Anche mi deve perché- rispondere, a questo mi deve rispondere. Anche perché il calcio è divertimento alla fine. Se tu vai allo stadio giusto per solamente perché tifi Cagliari, ma non vai per divertirti, cioè lo stadio deve essere un incontro tra amici, tra qualsiasi altra persona che ha come passione il calcio, al di fuori anche del Cagliari, che ha come punto di incontro il calcio. Se vai lì per vedere 11 morti in campo, ogni volta sempre la stessa storia, non vedi neanche un minimo cambiamento, ti passa anche la voglia di andare allo stadio, sinceramente. O mi sbaglio? Poi che si sostenga la squadra, quello è un dato di fatto, però andare allo stadio e spendere 12 euro e sprecare tempo per vedere dal vivo una partita di calcio del Cagliari, quella è un'altra cosa, sinceramente. Non so, euro, qualcuno vuole in curva. intervenire, perché volevo dire due paroline. Quello che... Vai, prego. No, scusami. Vai. Dico giusto una cosa, poi ti lascio la parola. Stavo pensando a questo, a un paradosso che mi è venuto in mente, ditemi se siete d'accordo. Mi è piaciuta la riflessione sul fatto che allo stadio si vada per assistere a uno spettacolo, per divertirsi. Infatti, per dire, mi viene in mente, adesso, esempio più banale di tutti, il Napoli di Sarri. Allo stadio si riempiva perché era una festa ogni domenica vedere la squadra che giocava bene, che si impegnava. E allora mi viene da pensare a questo paradosso qua. Da una parte noi tifosi diciamo sempre chi vince è sempre la curva. Se ci pensate, quest'anno così sta accadendo.
La curva nord quest'anno ha ripreso a farsi le trasferte ovunque, è sempre piena anche in casa, canta sempre, ma dal momento in cui quella stessa curva spende tempo e denaro, allora c'è questo paradosso, sono i vincitori, nel senso che sono praticamente i nostri eroi, i tifosi della curva che si stanno facendo ogni partita, oppure dal punto di vista della gestione societaria, visto proprio nella loro ottica, sono i perdenti rincoglioniti. Cioè, non so se mi avete capito, stanno vincendo perché stanno sostenendo sempre e perché dentro la curva è sempre una festa, è sempre una bolgia, oppure è semplicemente gente che sta buttando tempo e denaro e alla fine vince solo per se stessa, per il fatto di fare curva, ma alla fine perde insieme a tutti gli altri tifosi che stanno perdendo la passione del tifo. Prego. No, prego, Vabbè, prego voi, io posso. la mia risposta ce l'ho, Loro, ci mancherebbe. cioè, i tifosi che si fanno i chilometri, pagano e poi si fanno venire il sangue amaro sono gli eroi senza ombra di dubbio. La cosa Certo, per noi assurda tifosi sì. Per noi tifosi Vabbè, sono chiedersi, ma gli questi eroi. soldi, cioè noi che spendiamo, cioè la gente che va a farsi le vacanze in Sardegna e che piuttosto che fare altre attività cerca di vedersi tutte le partite che può, invece di fare altro. Magari mi ricordo anche tante partite, un 4-1 la prima di campionato contro la Lazio con gol di Larry Vey, forse l'unico nostro gol. Ma io tutte queste cose le rifarei dalla prima all'ultima. Cioè, stare vicino al Cagliari è qualcosa di inspiegabile. Che si vinca, che si perda. I Esatto. tifosi sono davvero gli eroi. Ma quello che mi chiedo è, tutti questi soldi che entrano, a maggior ragione, visto che il presidente non è tifoso, ma è un imprenditore, a maggior ragione, dico, dato che lui mette i soldi, gestisce questi soldi, non è che li puoi buttare. Si sarà a un certo punto si accorgerà anche lui che la gestione del patrimonio, di questi soldi che entrano, non è fatta come si deve. Poi la barzelletta dello stadio, un'altra. Cioè, a me davvero, non voglio attaccare Tommaso Giulini, non l'ho mai fatto perché secondo me dobbiamo essere un po', cercare perlomeno di essere anche un po' superiori, perché una volta che noi abbiamo capito che comanda lui e che non possiamo farci nulla, cerchiamo delle soluzioni. Ma io mi ricordo tante cose che lui, ogni volta che apriva la bocca era per screditare o un giornalista o qualcuno che gli faceva l'intervista o l'allenatore. Io mi ricordo anche quando ha esonerato Maran, abbiamo fatto con l'amaro in bocca, tristissimo, incavolato nero, abbiamo fatto ridere i polli questi mesi. Sì, ho capito, ma allora non potevi scegliere di cambiare la direzione? Cioè, a me sembra che, non lo so, lui stesso abbia perso un po' le redini del progetto, si sia presentato con grandissimi, cioè con i fuochi d'artificio e poi non abbia più capito nulla. Io davvero sono solo ecco, forse davvero salviamo, come abbiamo sempre fatto, il nostro tifo e il fatto che i tifosi del Cagliari si fanno le trasferte ovunque, e probabilmente siamo la prima squadra in questo per il sacrificio dei tifosi. Basta, forse è l'unica cosa da salvare adesso, ma quando si parla di rispetto si parla anche proprio di questo, cioè la gente che si fa i chilometri, le trasferte dall'altra parte dell'Italia spendendo soldi e poi non ha niente in cambio. Non lo so, almeno davvero avere delle risposte da parte della società e non da parte di persone che poi un mese dopo vengono sollevate dall'incarico, non le vedremo più per poi magari essere richiamate 2 anni dopo. Abbiamo perso un po' la bussola, punto. Dico abbiamo perché dire Tommaso Giulini ha perso la bussola, non lo so, non so quando l'abbiamo È più chiaro avuta. sicuramente. Sì. È molto più chiaro. Ma ragazzi, io non so chi voglia intervenire, io ripeto, ho la mia opinione. Ormai siamo arrivati a un discorso, secondo me, di accanimento terapeutico, cioè dove lui sta insistendo perché sta aspettando un qualcosa. E quel qualcosa è sempre quel porco di stadio maledetto che tanto a Cagliari non si farà mai. Ma questo è un mio modestissimo parere, cioè
l'ha detto Giancarlo Di Gennaro, l'ultimo dei cretini, va benissimo, ma questo è quello che penso io. E quindi, siccome c'è questa situazione che è farraginosa, ormai è atavica, ok? Ahimè, purtroppo io vedo molto nero e molto grigio, no, più che grigio proprio nero vedo, più della mia felpa. Cioè, ragazzi, siamo in accanimento terapeutico, amici miei, perché ormai lui il bandolo della matassa l'ha perso, o seppur perso o non perso, forse non l'ha mai neanche avuto. Non l'ha mai neanche avuto. E che, guardate che tragico, perché tu non puoi cambiare allenatori come ti cambi le mutande, non puoi mandare via dei DS così e buttarli in pasto, buttare via Daniele Conti, buttare via il povero Agostini. Ago. Esatto, Ago. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, santo cielo? Come ti permetti? Stai buttando storia, stai buttando veramente storia del Cagliari. In piccola quantità, in piccola misura. Sono stati degli eroi questi due, e posso citarne due. E noi stiamo consentendo tutto questo, cioè noi stiamo consentendo, noi siamo dei mostriciattoli, siamo dei nanarottoli in confronto a certi poteri. Però almeno dico questo, se è vero che casomai speriamo si possa organizzare un qualcosa, almeno delle risposte. A me ne basterebbe una, che è quella: ma te ne è mai fottuto del Cagliari? A questa io vorrei che rispondesse. Guardate che brutto quello che sto dicendo, perché questa è la sensazione che viviamo, cazzo, tutti quanti. Verissimo. Menefreghismo, viviamo pressapochismo, viviamo proprio distanza, ma che abbiamo? Puzziamo, che abbiamo? Chi ti fa Cagliari puzza in questo momento per lui. Che non regge il confronto, Giancarlo. Non lo vuole. Non lo vuole, è sicuramente una persona che, come posso dire, odia essere zittita o che gli si venga detto che ha sbagliato. È chiaro, perché esempi ce ne sono stati troppi, e quello di Caressa è emblematico. Quindi è chiaro che, bravo. Bravissimo. Quindi è chiaro che ormai lui è fatto così, e anche la gestione societaria, come hai detto tu prima, di allenatori e DS ti portano solo a quella risposta, che lui è una persona che è un factotum. Quindi come dici te, siamo arrabbiati, e allo stesso tempo anche non sappiamo come risolverla. Io, come dicevo prima, spero sempre che arrivi un nuovo fondo, qualcuno, non lo so, che provi ad acquistare il Cagliari, perché non vedo altre vie d'uscita. Non ne vedo altre vie d'uscita, come anche mi permetto di rispondere prima alla domanda di Luis. Secondo me queste 2 settimane non ci importeranno un cambiamento, perché comunque, vedendo anche le conferenze stampa post partita di Liverani, sembra che è tutto a posto, la squadra gioca bene, tutto ok, siamo sempre Capisci sempre le solite cose. Ogni miglioramento, cioè stiamo sempre migliorando, poi la colpa è che manca un giocatore, oppure quella squadra aveva giocatori da Serie A, ce n'è sempre una. Quindi io come faccio ad essere ottimista davanti a una situazione, una gestione societaria del genere, e anche una gestione sportiva da parte dell'allenatore, sia in campo che anche a livello comunicativo? Come si fa ad essere ottimisti? Ma infatti quello che dicevo, cioè le interviste pre-gara, post-gara di ogni match sono sempre uguali. Cosa vuol dire abbiamo affrontato una squadra di livello? Ma stiamo scherzando? Ai Nandez
ai ROG, ma Ma squadra chi di se li può livello. permettere? Ma tu chi devi se li vincere, può tu devi permettere? andare in ogni campo, Ma quale devi squadra di vincere livello? 2-3-0 con la squadra che hai, devi vincere No, ma te 2-3-0, li noi devi dovremmo essere mangiare. secondi o terzi o anche primi, cioè noi dobbiamo essere in alto. Questo cosa Cioè, ti fa pensare, Mattia? Cosa ti fa eh, pensare? a me Che mi non... fa pensare che c'è di mezzo sempre il presidente che comunque ha voluto lui fortemente Liverani perché l'ha voluto lui, altrimenti Capozzuca non sarebbe andato via perché Capozzuca l'ha detto chiaramente che voleva Certo. Inzaghi e stiamo vedendo Inzaghi quello che sta facendo alla Regina, che comunque nelle prime posizioni è anche una squadra che gioca discretamente bene e quindi secondo me Liverani fa queste interviste e conferenze perché è tranquillo, perché magari anche l'appoggio del presidente, secondo me, o per chi è più malizioso, magari alcune formazioni gliele detta o alcuni giocatori glielo chiede il presidente di scendere in campo, di mettere in campo alcuni giocatori, perché anche 13 formazioni diverse non si spiegano, puoi anche essere un Ma allenatore poi in non vanno neanche confusione. bene. Sì, cioè Non 13 puoi mettere tutte formazioni queste. diverse, ragazzi, cioè con giocatori che hanno, non lo so, Makumbu gli ha cambiato 2 o 3 volte il ruolo. Lovumbo ha fatto la partita col Brescia a prima punta e poi adesso gioca sempre a lato, giusto per fare degli esempi. Quindi è veramente un casino. Cioè, Servono punti è la fermi che non radice dei abbiamo. problemi per me è sempre dalla testa della società. Se ci Bellissimo. fate caso, comunque sono gli stessi errori che abbiamo commesso nella scorsa stagione, dentro e fuori dal campo, a partire dal calciomercato. Il calciomercato che si è basato su colpi di mercato fatti per un progetto, se così si può chiamare, tra molte virgolette, a breve termine. A breve termine. Peccato che noi, puntando ancora una volta, facendo gli stessi errori, con un progetto a breve termine, ci siamo sfanculati da soli, secondo me. Questo è un altro errore che abbiamo fatto, perché noi prendendo la Padula, che è grande, l'attaccante del Perù, ha fatto 13 gol la scorsa stagione, noi ragioniamo sempre su questi termini, senza mai costruire un progetto veramente Bravissimo. serio, un progetto a Bravissimo. lungo termine, un progetto che coltivi nel Bravissimo. tempo, invece di avere subito la pappa pronta già utilizzata da altri, e tu ti prendi gli scarti sostanzialmente, perché Mancosu, tutto il bene del mondo che gli voglio, ma a 34 anni, che cosa ti aspetti da Mancosu? Che cosa ti aspetti da Mancosu? Carriera importantissima e carriera a livello di esperienza formativa eccezionale, soprattutto nel campionato della Serie B, dove lui penso che sia uno dei giocatori più esperti che c'è in circolazione in Serie B. Il problema è che è un giocatore come la Padula e come tanti altri, usato, riusato, e tu stai usando giocatori usa e getta, invece di provare Sono a in usare un po' fase di più. calante, cioè Esatto. forse il termine migliore è dire che sono stati presi dei giocatori che sono in una fase calante della loro carriera, in una Serie B dove si va a 1000, Bravo. quindi se la squadra è stata costruita con questo tipo di giocatori, con un allenatore che ci mette del suo pure per proporci queste partite, stiamo freschi. E mi sento solo di correggerti su una cosa, che Giulini è da diversi anni che costruisce le squadre in questa maniera, non è solo dell'anno scorso, perché noi abbiamo rischiato anche 2 anni fa che ci è andata bene col Benevento, e quindi non è, cioè, sono degli errori reiterati. Infatti è da 3 o 4 anni che io sono fortemente arrabbiato con la gestione societaria. Non sono da più anni questi errori, da più Cioè, anni. signori, due retrocessioni. Cioè, questa è la progettualità che manca. Cioè, questo vuol dire proprio che non sai che pesci prendere. Allora, se non sai che pesci prendere, allora affidati a qualcun altro. Non è che mandi via tutti e tu pensi Ma di non essere... si vuole affidare a nessuno, lui vuole fare tutto lui. Ecco. Vuole fare tutto lui. Bravo, È questo il problema. Cioè, il problema è questo: cambiano gli allenatori.
cambiano i DS, cioè andiamo a contare nella gestione degli 8 anni quanti DS sono cambiati e quanti allenatori, ragazzi. Quindi, Bravissimo. cioè, 6 direttori cosa sportivi. vuol dire? Sì, direttori sportivi, quindi Tutti. significa, Sono io 6 non ci DS e credo 14 allenatori. che Carli non era in gamba o che Capozzucca non era in gamba o che Semplice e Zenga non abbiano dimostrato sul campo che dovevano essere confermati. Non vengono Cioè, messi in condizione di lavorare esattamente. Bravissimo. volutamente. Che sia chiaro Per questo. dirne una, Vai, Luis. Vai, Luis, vai. Si è No. bloccato, mi sa. Si è frizzato Luis. Frizzato. Vabbè, allora vi chiedo a questo punto, giusto a Mattia, Giancarlo e Tommaso, visto che Pietro ha già risposto, voi come vedete un ritorno di Raja a gennaio? Vado prima io, Tommaso. Vai prima te, Matti, poi vai, Giancarlo vai. e poi Tommaso. Come dicevate anche voi prima, sono d'accordo. Preferirei da un lato che non torni perché cioè, di minestre riscaldate ne abbiamo avute tante. Preferirei tutt'altro. Io vorrei dei giocatori di categoria in altri ruoli che ci permettano di risalire le posizioni in classifica. Secondo me abbiamo già dei giocatori, tra virgolette, che hanno l'esperienza di Raja in squadra. Pensiamo a Nandez, Rog, quindi portare un ulteriore, tra virgolette, prima donna che sicuramente vuole bene al Cagliari, che ha dimostrato grande attaccamento, però secondo me c'è bisogno di altro in questo momento. Questo è il mio pensiero. Te, Gianca? Arrivo subito. Sì. Allora, perdonatemi. Ok, allora io ho una mia opinione, un mio parere su Raja, perdonatemi. Allora, devo fare una considerazione. Prima lo voglio considerare da calciatore. Da calciatore ha fatto vedere tante belle cose. È forte. Stiamo parlando di un centrocampista che è stato forse il miglior centrocampista d'Europa, non del quartiere, qualsiasi quartiere che voi vogliate prendere, d'Europa. Non è più il suo momento, a mio modestissimo parere, però è un uomo cemento, un uomo che può cementare, un uomo che può incollare, uno spogliatoio che secondo me è una polveriera. Poi a prescindere, e non voglio né discutere della sua vita privata, non privata, non me ne può fregare di meno. Giocatore, per me ancora forse qualcosa la può dare, forse però, ci metto il forse. Dal punto di vista di, ripeto ancora, che possa fare da collante, questo non c'è dubbio. Ma io le vedo sempre delle operazioni simpatia a questo punto. Come è tipico perché queste operazioni non fanno altro che rimettere luce alla sua immagine, ok? Stiamo parlando di una persona che comunque non può essere oscurata, ma nel momento in cui lui vede che è troppo oscurata la sua luce, allora fa queste operazioni in modo che qualcuno possa dire, come sempre, che ce ne sono tantissimi, sicuro che ci sono, perché ci sono, però l'ha fatto tornare Nainggolan. E non escluderei neanche un ritorno di João Pedro. Ma si chiamano a casa mia, casa Salotto, Casa Salotto, sia ben chiaro, non da nessun'altra parte. Operazioni simpatia. Semplicemente per nutrire. Dette anche prese per il culo, semplicemente. Semplicemente fatte per nutrire il suo caspita di ego. E risalire la china, farsi rivedere, quindi risalire la classifica, quindi fare punteggio. Ma poi alla fin fine chi stiamo andando a prendere? Un giocatore che ha 35 anni, forse qualcosa in più pure, non lo so. Ora non c'ho presente la sua età.
un João Pedro che è andato in Turchia e ha fallito il progetto Turchia, le sue ambizioni turche col Fenerbahce, ok? E torna a casa perché qua è idolatrato e osannato. Quindi osannato lui, osannato il presidente. E siamo punto e a capo, amici, siamo punto e a capo. Cosa caspita abbiamo risolto? Che stiamo facendo godere un qualcuno, lui risale la classifica, intanto i giocatori arrivano, ma hanno 35 anni. Svegliamoci. D'accordissimo. Andiamo avanti, e andiamo avanti, e andiamo avanti, e andiamo avanti, e andiamo avanti. Questo fa da 8 anni. Scende la classifica e la risale, scende la classifica e la risale. Butta via persone, capri espiatori, via, Kleenex, e li lancia. Come fossero palline di carta, che non hai sbagliato la stampa, la butto. È questo che infastidisce, me personalmente, questo che infastidisce. E sta usando come carta straccia anche noi, che non abbiamo risposte. E con questo credo di essere stato chiaro. Vai, Tommy. Allora, se già che noi fino a 2 secondi fa abbiamo parlato di progetto a breve termine, che stiamo facendo gli errori da 3-4 anni, e mi vanno a parlare di un Nainggolan che potrebbe tornare al Cagliari, che poi è più che fatto di cronaca, è una specie di richiesta, tra virgolette, e un desiderio dei tifosi, perché poi semplicemente le varie testate giornalistiche hanno riportato un Nainggolan che potrebbe ripensare al Cagliari semplicemente perché è l'unica meta in cui può andare in questo momento. Allora, 34enne, giocatore che è stato sospeso dall'Anversa e adesso cacciato, lo vogliono vendere a gennaio. Un giocatore che fuma la sigaretta in panchina. Ma che professionalità è? Spiegatemelo. E noi vogliamo parlare di progetto serio. Se vogliamo, e poi noi osiamo anche pensare di riprendere Nainggolan, che ragazzi non si discute, non si discute. Io ci ho fatto un video grande, lungo quanto una casa ieri sul mio canale, ok? Parlando di questo argomento. Può essere, è stato sicuramente uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato quando la Roma si contendeva insieme a Napoli, Juventus e lo scudetto. Su quello non si discute, e anche quando era al Cagliari erano dei migliori centrocampisti della Serie A e non si discute su questo. Le sue qualità tecniche non si sono mai discusse, ma è un giocatore che abbiamo visto anche nel secondo prestito che ha fatto al Cagliari, giocatore che non è più integro, si spacca ogni 2x3, giocatore che praticamente, qualora avvenisse, farebbe la fine che sta facendo Ibrahimovic al Milan, che non sta toccando campo praticamente, è solamente lì per lo spogliatoio. Ma un giocatore del genere, 34enne, un giocatore che fuma in panchina, ok? Che fuma in panchina, ma può essere un collante per lo spogliatoio? Secondo me no. E io sono categorico, oggi sono on fire, oggi sono categorico su questo. Nainggolan non deve mettere più piede al Cagliari, e sono sicuro che non metterà piede fino a quando ci sarà Giulini, perché poi ha litigato anche con la società. Quindi scordatevi proprio Nainggolan, ragazzi. Cioè non possiamo fare questi discorsi, perché allora non mi spiego perché alla prima cazzata che fa un giovane viene crocifisso, come è giusto che sia, perché se le cazzate non le possono fare i giovani, non le può fare neanche Nainggolan, che ha 34 anni e si comporta come un 18enne. Questa è la realtà dei fatti, punto. Poi che io e che tutti noi siamo legati a Nainggolan per un motivo ben preciso, questo non ce lo toglie nessuno. Però bisogna essere anche obiettivi e bisogna guardare in faccia la realtà. Nainggolan ad oggi non è minimamente paragonabile al Cagliari. Cioè penso che se tornasse da noi siamo gli unici fessi che prendiamo un giocatore del genere, perché adesso Nainggolan faticherà anche a trovare squadra, che è un giocatore che cioè proprio nel campionato belga, dove dovrebbe svernare, dove dovrebbe fare gli ultimi anni della sua carriera, continua a
a fare queste cagate, continua a perdere completamente la testa a 34 anni. Io vorrei fare solo una precisazione, sarò rapidissimo. Conoscendo un attimo il carattere di Nainggolan e conoscendo anche quelle operazioni simpatia di cui stavo parlando prima, nulla toglie, nulla di strano che lui si sia messo a fumare, si sia fatto inquadrare, probabilmente l'ha pure organizzato, non lo so, ho detto probabilmente. Comunque farsi vedere fumare è la classica butad, perché evidentemente qualche sirena gli era già arrivata e dice: mo voglio vedere io che se mi sbattono, sarebbe anche ora che mi sbattessero fuori, mo mi metto a fumare, perché sappiamo tutti che è un carattere un po' particolare, no? Ok, sappiamo che è una persona un po', tra virgolette, un cavallo pazzo. Evidentemente forse già sapeva il suo, che comunque alla fin fine il figlio prodigo sarebbe tornato. Però appunto per questo, a maggior ragione, se dovesse andare effettivamente così, cioè se queste fossero le costruzioni reali della vicenda, sarebbe anche peggio secondo me. Cioè proprio ancora peggio, professionalità sotto zero. Poi ripeto, io sono particolarmente legato a Nainggolan come tutti i tifosi del Cagliari. Però ragazzi, bisogna, se siamo noi primi che diciamo di andare avanti e di cercare di cambiare progetto, e non possiamo pensare a riprendere un giocatore che sarebbe solamente da appendere all'album delle figurine Panini, perché lui e tanti altri giocatori nel corso di questi anni sono stati presi per abbellire le figurine Panini del Cagliari. Van der Viel, ma tanti altri, ne ho veramente di tutti i colori. Ce ne sono giocatori che sono venuti qua a Cagliari o per farsi le vacanze o per altro, che non è nel caso di Nainggolan, perché quando è venuto ha sempre onorato la maglia. Il mio discorso è un altro. Un giocatore che in questo momento ha peccato in una maniera così grave di professionalità è così necessario al Cagliari, soprattutto 34enne con svariati problemi fisici. È davvero la soluzione o è la soluzione provare a cambiare metodo, a cambiare approccio a livello generale di calciomercato e non solo, e provando a puntare a un giocatore giovane come abbiamo fatto anzitempo quando avevamo preso Nainggolan che era molto giovane e l'abbiamo scoperto noi, l'abbiamo valorizzato noi? Perché non scoprire un nuovo Nainggolan invece di continuare a puntare su un giocatore che ormai è bollito come Mancoso e come i tanti altri che abbiamo in rosa? Siamo d'accordo, perché sono tutte parole sacrosante quelle che tu dici. Ricordami il tuo nome, perché scrivendo Tommaso, solo sì, perché ho scritto solo Mondo Calcio, perdonami. Va bene così, va bene così. Ho perso un attimo il filo. Siamo tutti d'accordo. Allora, premesso che in salotto la parola progetto è bandita da, e Miro lo sa, da una miriade di anni e non l'accettiamo. Proprio qualcuno che dovesse dire progetto viene bannato, viene fucilato seduto a stanza. Perché Mattia lo sa probabilmente perché benissimo. Ecco, non si può dire. Esatto, no, guai proprio, anzi anche facciamo così, quando ci sono io con voi non ditelo. Promesso, bisognava solamente avvisare. No, Perfetto, promesso. ovviamente. Però premesso questo, che il progetto non c'è e andiamo a vedere tutto ciò quello che è successo. Come facciamo a cercarlo questo benedetto progetto? Quando tu hai fatto partire giocatori come come Vicario, hai fatto partire Simeone, che lo davi per bollito perché l'hai messo ai margini. È ovvio che è bollito, lo metti ai margini, bollisce. Andiamo a vedere chi è Simeone oggi. Andiamo a vedere chi è Vicario oggi. Andiamo a vederli. Che al momento Vicario è proprio il portiere che è al top della condizione, quello più in forma in Serie A. Certo. E se lo stanno contendendo tutti, lo vogliono tutti. Convocato in nazionale, Vicario, ma ci sono anche altri esempi, esatto. Ce n'è tantissimi. Un minimo sforzo, fai partire il difensore centrale, quello che veniva dall'Atalanta, perdonatemi perché questo Lovato, lo fai partire. Fai partire ovviamente anche il terzino destro all'Inter e vai a vedere che fine ha fatto. Bellanova, sì.
Sì, ma infatti Mettiamoli, su quello siamo assolutamente d'accordo. Il mio parlare di progetto è una cosa che dico io e che diciamo tutti, che purtroppo al Cagliari non esiste, semplicemente. E su quello siamo d'accordo. Proprio per questo, infatti, ho detto, cacchio, hai ragione quando hai detto che nelle tue live hai bannato la parola progetto. Guai, Al guai. Cagliari qua è tabù, principalmente No, per lui, cacchio, progetto, principalmente no, per no. Giulini. Ma no, ma è la sua politica, la sua È la sua politica politica, è la bravo, politica esatto. dei cavalli di ritorno, la politica delle operazioni simpatia, la politica delle stronzate micidiali, mandare via giocatori come fossero Esatto. veramente caramelle. Quando Anche tu operazioni a favore dell'Inter, io ci aggiungerei Giancarlo. questa, se attacchiamo con questa solfa, buonanotte, non ne usciamo più, Mattia Calchio, cioè, non la finiamo più, durerebbe 4 ore questa live. Sì. E Miro poi ci spara, che si sta pure addormentando Miro, guarda, io lo vedo, è buono con la copertina. Miro, vuoi un Sto cuscino? soffrendo Ce in l'ho se vuoi, silenzio. Ce l'ho se vuoi un cuscino, Miro. No, sto soffrendo in silenzio. Guarda, Tranquillo. Miro, Ti lasciamo nel tuo dolore. la live più bella di Miro, sapete qual è? Quella che poi, non perché io poi l'ho divulgata anche sul salotto, quando ha parlato di Parassiti. Ah, bellissimo, ho messo anche lo spezzone nel suo canale. Vero, Bellissimo. L'ho visto lo Ragazzi, spezzone. Sì. Miro, cioè, lì si è superato. È stata, secondo me è stata il suo cavallo di battaglia. Mannaggia, ma La di cosa verità. vogliamo parlare più? Prego, Miro. No, è la verità. Cioè, non c'è poco da dire. Io più che altro volevo sentire, visto che purtroppo poi non ha parlato Luis sulla questione Nainggolan. Raga, prima di così non vi scoccio, io mi sa che stacco adesso, che provo a studiare un po'. Va bene, Pietro. Vai tranquillo. Grazie mille, Buono Miro, per studio. l'invito e grazie a tutti per Ma la figurati. Ciao, partecipazione. Verme. Grande, Grazie a te Pietro. per aver partecipato. Un abbraccio, ragazzi. Ciao, Pietro. bello. Ciao. Io Vai, ti dico Luis. semplicemente che se ci fosse la certezza che Raja, insomma, tornerà, io vado a dormire proprio tranquillo, felice e sereno, perché è uno di quei giocatori che risolleverebbe. Cioè, lo Sì. spogliatoio, non voglio dire che, Spogliatoio. cioè, non darebbe dal punto di vista tecnico e delle prestazioni qualcosa di esorbitante, anche perché che senso, come operazione di mercato non ha tantissimo senso, cioè evitavi di paccarlo quando avevi quasi l'accordo e invece che di lasciarlo all'anversa e te lo godevi quando aveva 2 anni in meno. Che senso ha così? Ma infatti il punto è proprio questo, manca la progettualità, cioè vuoi prenderti, hanno detto all'inizio della stagione, la smettiamo adesso con le figurine, vogliamo ripartire, il Cagliari Eia. Scusami, allora perché non fai giocare Curfalidis un po' di più? Perché tutti i giovani della primavera che ha fatto Faville l'anno scorso sono chissà dove, si sono persi? Scusami, se li hai in casa, falli, cioè serve anche un po' di coraggio, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. E Esatto, questo è infatti. chiaro. Poi se dovesse arrivare Nainggolan bisogna vedere a che condizioni, bisogna vedere che qualcuno prima ha parlato di prima donna. Sì e no, perché se arriva Nainggolan e Liveran gli preferisce un altro, guai. Cioè, vogliamo vedere che polveriera diventa poi lo spogliatoio. Bisogna vedere le condizioni, tutto lì. Se sono condizioni buone dal punto di vista economico, insomma, che il Cagliari non si va a sobbarcare una spesa esagerata per un calciatore che comunque può dire la sua, soprattutto in Serie B, ma che insomma non è più giovanissimo, non ti può dare più quelle prestazioni lì, allora a quel punto dico ok, ha fatto bene. Però è ancora tutto da vedere, perché dopo il trattamento effettivamente ricevuto, non so, quali sono le percentuali? È da vedere. Ad ora, se dovesse tornare, insomma, io sarei contento, ribadendo che bisogna vedere le condizioni. Poi non vorrei neanche che poi gli si addossassero delle colpe che non avrà eventualmente,
perché non è che arriva il salvatore della patria. Stiamo parlando di un giocatore che può giocare qualche partita, se si infortuna non dobbiamo stupirci, e punto. Quindi deve essere qualcosa in più, non può essere insomma la colla che fa tenere, cioè mette insieme tutti i cocci del vaso, assolutamente. Quindi staremo a vedere. Potrebbe fare l'uomo spogliatoio, secondo me, questo sicuramente sì. Quello Questo sì, anche perché spezza una gli lancia. altri sono andati via. Esatto, Ago se n'è andato. Cioè, ma poi sono i rapporti, cioè sono stati i modi con cui si sono andate a concludere questi rapporti che duravano da anni, cioè questi fili rosso-blu. Cioè, tagliarli in questo modo è stato qualcosa di pazzesco, di molto brutto. Cioè, allo stato attuale rimane Andrea Cossu e basta. Cioè, riprendere Muzzi, anzi farlo entrare, è stato qualcosa di... non lo so, queste operazioni nostalgia che cercano Anche di Pisacane, buttare un po'... dimentichi. Sì, Anche Pisacane sì, nello anche staff di Pisacane. Liverani, sono tutte operazioni che comunque rientrano nella Sì, ma filosofia che ha sembra... spiegato prima Giancarlo, quindi... Ma poi vi faccio sembra anche quasi ragionare, degli uomini spogliatoio in realtà ce l'abbiamo già, perché Pavoletti è da tanti anni al Cagliari, il Rogge e Nandez sono stati tenuti anche per quello, anche se in realtà sotto sotto li si voleva cedere, quindi alla fine si andrebbe ad aggiungere un giocatore che sicuramente nessuno mette in dubbio che tiene a Cagliari e lo si riaccoglie a braccia aperte, però poi alla fine della fiera è quello che ci serve per svoltare. Cioè, Mattia, però io penso una cosa, sempre per spezzare l'ennesima lancia a favore di Nainggolan, che premetto, a me come persona non è che piaccia tanto, voglio essere molto sincero, non è che, e non sto dicendo niente di male, però c'è da dire, veramente, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Lui ritroverebbe Nandez, ritroverebbe Rog, ritroverebbe De Jola, ritroverebbe Pavoletti, tutta una serie di vecchia guardia che probabilmente in questo momento si stanno scontrando con nuove realtà, e non voglio fare nomi, nuove realtà. Nainggolan verrebbe a fare il trade union fra queste, usiamo il termine fazioni, e mi fa schifo perché non voglio dare false interpretazioni alle mie parole, però probabilmente sono due scuole di pensiero, ecco, usiamo così il termine in maniera molto sbagliata, però accettatemelo, ok? Questo potrebbe fare Nainggolan, e in questo secondo me lui è bravissimo. Cioè l'ha dimostrato quando eravamo terzi, prima di quella maledettissima e bastarda partita contro la Lazio, ok? L'ha dimostrato lì. Ha dimostrato quanto valeva il suo peso nello spogliatoio. E secondo me, lui lo farà valere nuovamente questo peso. Potrebbe creare veramente l'equilibrio che a mio modestissimo parere in questo momento manca. Perché Tizio L'equilibrio vuol manca, giocare. assolutamente. Manca l'equilibrio, bravo Luis. Sì, manca la squadra. Cioè, Esatto. l'essere squadra manca. Io li vedo ognuno a cappero suo, non voglio parlare male, ne ho già sparato un paio di bombe e le ho già utilizzate, ne avevo poche e poche ne volevo utilizzare. Però per dire, vedere una squadra che ha bisogno di prendere il gol per reagire, perché tant'è ragazzi, guardiamoci in faccia, tant'è. Vogliamo essere onesti, io non voglio imporre il mio pensiero, ma io vedo una squadra che reagisce al momento in cui deve reagire a Marolla, come si dice in Norvegia, quando deve reagire per forza. Ma questo non è giocare a calcio, questo non è far risultato, questo non è dare felicità ai tifosi, questo è dare semplicemente un po' di speranza che tu ce la possa fare a riacciuffare un risultato, e così stiamo andando. Vedi Regina, vedi adesso vedi poi il Sud Tirol, vedi comunque l'ultima col Pisa.
Ma questo non è il Cagliari che mi faceva godere con Maran, che tirava 5 pistacchi alla Fiorentina, ragazzi. Quando tu dicevi siamo 5-0, eri tranquillo, perché quel 5-0 era vero con i valori che c'erano in campo, era stravero, e tu sapevi già che se tu avessi preso un gol, gliene faceva 3 il Cagliari, e puntualmente gli faceva 3 gol. Vi siete dimenticati la serenità d'animo che avevamo vedendo quel Cagliari? Avanti. Perché era un Cagliari che regalava emozioni, più che regalava spettacolo, regalava gioco, regalava almeno emozioni, nel bene e nel male, perché poi ci sono state anche cose sbagliate nel Cagliari di Maran. Assolutamente, però regalava una parola sola: certezze e consapevolezza che eravamo forti veramente. Ma perché Eravamo la consapevoli. squadra era veramente collaudata bene e c'era veramente anche serenità d'animo che in quel Coesione, momento ha dato sì. l'ambiente, Maran stesso, diversi fattori. In quel Assolutamente sì. momento, quei 3-4 mesi, penso siano stati i mesi forse più belli degli ultimi 10 anni del Cagliari, forse, voglio esagerare. Sì. 7-8 anni. 7-8 anni, bravo, ok. 7-8 Periodo anni. giusto, sì. No, la partita contro la Fiorentina, lacrime di gioia. Ma mi ricordo anche contro l'Atalanta, quando alla fine Gasperini ha detto, cioè, ha fatto i complimenti al Cagliari. Ha detto una squadra difficile da affrontare, una squadra... Era una squadra. Cioè, quando si perdeva il pallone c'era subito un altro uomo ad andare a recuperarlo. Era una squadra che aveva voglia di correre e di lottare. Ci manca il gruppo. Adesso ci manca quello, senza Siamo dubbio. riusciti a vincere a Bergamo, ragazzi. Oliva e Barella, se non sbaglio, adesso quella partita. Mi pare di sì. Sì. Non peraltro, io poi andai anche con le telecamere ad aspettare i calciatori, era un'apoteosi la sera. Non so quanta gente ci fosse lì all'aeroporto. Era una vittoria, Era una vittoria a Bergamo. Quello era gruppo, quello era coesione, quello era giocare all'unisono. E questo non lo vediamo più, è quello che fa incazzare come cani feriti. Noi siamo incazzati come bestie perché te ne accorgi, lo senti a pelle che sembrano tutti scazzati. Domanda al presidente, infatti, perché? Questa è una delle tante, perché? Ma che c'è là dentro? Che succede là dentro? Ce lo vuoi dire una porca di volta? Questo vuol sentire il tifoso. Vuole una risposta. Muro di gomma, muro di gomma, muro di gomma. Pum pum, rimbalza, rimbalza, rimbalza. Non vuoi critiche, non vuoi dialogo, non vuoi un caspita. Non voglio parlare male. Ma insomma, che l'hai preso a fare sto Cagliari? Questo io dico. Usarlo come giocattolo e poi lanciarlo. Mi dai un assist, Gianca, e con questo andiamo in conclusione, anche perché sono passate 2 ore, io sto morendo, vi giuro, sto veramente morendo. No, c'ho dei dolori alle ossa che voi manco vi immaginate. Allora, io faccio vi propongo questa mia idea e poi voi penserete a una risposta senza darmela, perché poi si allungherebbe troppo la trasmissione. Io per esempio, Tommy, non sono d'accordo con te quando hai detto che Nainggolan non è un giocatore professionale, ma per il semplice fatto che io vedo come mancanza di professionalità situazioni dove per esempio tu fai firmare un contratto ad un giocatore inserendo un'aggiunta sul contratto riguardante i bonus del gol, e poi al momento in cui tu devi pagarla non la Ah, paghi, ok.
e dai del Ok. mercenario addirittura al Sì. giocatore. Chiaro. Ovviamente stiamo parlando del famoso Di numero 22 Borriello. della SPAL. Esatto. Sì, sì, ma su quello sono d'accordissimo con te. Oppure anche, vogliamo parlare di un'altra clausola, quella di Keita Balde, che hai fatto firmare un contratto del genere a un giocatore che in caso di retrocessione poteva svincolarsi tranquillamente. Ma Cioè, infatti è una follia la clausola di Keita continuo. Balde, una follia. Ma infatti io continuo dicendoti che per me non è professionalità assumere un direttore sportivo dopo che tu avevi scelto Rossi e mandarlo in conferenza stampa dopo 2 settimane, sto parlando di Carli, dicendo: "Se il Cagliari si trova in questa situazione è anche colpa mia", quando Carli era arrivato lì da 2 settimane. Non è professionalità che tu non sia in grado di gestire una società, perché se non sei in grado di fare scherno tra quello che succede dentro lo spogliatoio, vuol dire che non sei in grado di gestire una società, perché tutto il puttanaio che uscì su Claman, Castro, Pavoletti e Cicarini, tu devi essere in grado di mantenerlo dentro lo spogliatoio, perché questa cosa non è che succede solo a Cagliari, succede dappertutto, solo che noi non siamo in grado di gestirla. Come è allucinante vedere che tu il giorno prima dici: "No, ma Maran è un grande allenatore, continueremo con lui", riferendomi anche a quello che disse Luis, e tu il giorno dopo lo esoneri dicendo: "Questo non capisce un cazzo di calcio, non si sa come abbiamo fatto ad arrivare qui". Questa per me è mancanza di professionalità. Nainggolan è anche un po' un personaggio, ce marcia su 'ste cose. Da una parte lo tollero anche, perché è fatto così, non Vero. quella secondo me è più mancanza di professionalità, tutta la gestione dell'era Giulini, piuttosto Ma che su quello quella siamo sulla stessa linea d'onda, assolutamente. Io Assolutamente. detto questo, ragazzi, vi posso soltanto che ringraziare, anche perché vi dico questa cosa, magari a voi non frega un cazzo, però è un mio piccolissimo traguardo personale. Grazie a voi, quindi grazie anche a Mattia, a Luis, a te Tommaso, stranamente, e grazie anche a Giancarlo, mi avete aiutato a raggiungere questo mio piccolo traguardo, che sono i 3000 iscritti raggiunti con voi in live, quindi grazie. Oh, Grazie. hai fatto i complimenti anche a me, non era una cosa E non è scontata. poco, Non me non è l'aspettavo. poco. Hai Non me visto, sì? l'aspettavo. Però non te sei Qui siamo accorto che io generosi. t'ho scritto solo Mondocazzo. No, non me ne ero accorto, me ne sono accorto adesso. Me ne Ecco. sono accorto adesso. Te devi fa' furbo. Se vuoi, guarda, mi puoi trasformare in salotto nerazzurro a me. Ma guarda, in realtà Tanto. mi hai fatto anche un favore. Mi hai fatto anche un favore per sponsorizzare l'altro mio canale su un altro sito. Link in descrizione. Metti il link in descrizione. Questo Sì. sarà il nome su un altro sito. Ok. Viola, immagino. Sì. Beh, Più o meno, ovviamente. più o meno. Vabbè, fino a che non è giallo e cioè nero e arancione va bene. Mamma mia, del Carmine, Dio santissimo. Vabbè, allora andiamo in chiusura, visto che sto morendo. Grazie mille a Mattia, Luis, Giancarlo, Tommaso, grazie mille veramente per aver partecipato, anche a Pietro ovviamente che se n'è andato. Grazie a te. Grazie a te. No, grazie a voi ragazzi, no, grazie a me. Io sono un povero stronzo. Vi mando un bacione, Gianca, tu rimani, Ok. e ci vediamo alla prossima. Quando Alla volete, prossima. sempre qui. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Baci, Ciao, grazie ciao. ragazzi. Buonanotte, ciao raga. Buonanotte.